12 in punto, prima edizione, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre su Antenna 3 Nord-Est. Sono tante le notizie che vi dobbiamo dare a partire dall'operazione della Guardia di Finanza di Venezia che ha scovato gli ennesimi furbetti del reddito di cittadinanza, e poi ci sono i numeri del Covid che continua in qualche modo ad avanzare senza però mettere in allerta le terapie intensive del nostro Veneto. Ma in apertura mi collego immediatamente con il nostro Lucio Zanato, che si trova proprio davanti all'ospedale al Cafoncello di Treviso con il direttore generale Francesco Benazzi. Ieri vi abbiamo raccontato della morte di Giovanni Busnello, papà del primo donatore di cuore d'Italia. Lucio Zanato era lì, era in quel luogo, era proprio in ospedale quando arrivò il cuore di Francesco per essere trapiantato e donare una nuova vita ad un paziente ammalato. Lucio, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono qui con il direttore generale Francesco Benazzi proprio per ricordare quella notte e proprio per ricordare anche Giovanni Busnello che ieri ci ha lasciato. Intanto direttore, come si ricorda, qual è stata la sua esperienza quella notte del novembre 1985? È un'esperienza vissuta davanti alla televisione, davanti agli schermi di Antenna 3. È stata intanto un atto d'amore del signor Busnello grandioso, perché credo che sia veramente un gesto grandissimo d'amore. E poi il ricordo che mi fa pensare che il Veneto e la scuola veneta siano di medicina e anche culturale, con apertura culturale, sia grande, perché ricordo a tutti che le due ordinanze furono firmate dal ministro Degan Veneto, che l'intervento fu fatto dal professor Gallucci a Padova, quindi nel Veneto, e che l'espianto fu fatto insieme all'equipe di Padova dal professor Valfrè trevigiano. Quindi una scuola importante che continua ancora oggi, una scuola che porta insieme professionalità ma anche amore verso gli altri e verso il prossimo. Ecco, qui noi siamo all'esterno del pronto soccorso, quello stesso pronto soccorso che in quella notte dove vide proprio partire la macchina con all'interno Fagian e Stellini, i due aiuti del professor Gallucci. Magari adesso rivediamo insieme ancora una volta le immagini di quella corsa con dentro nel frigorifero refrigerato per esatto, il cuore. Senta, quanto è cambiata la medicina da quel tempo e soprattutto quanto significa donare e salvare delle vite? Beh, intanto è stato fatto in quel periodo, è stato fatto un atto d'amore unico che fece la famiglia, il papà e la mamma, che credo sia stato unico veramente. E oggi culturalmente siamo andati avanti. Una volta, quando si parlava di espianti di cuore, di trapianti di cuore, sembrava una cosa fuori dal mondo, anzi ci si domandava e ci si chiedeva se si poteva fare. Tant'è che Degan firmò, dei miei ricordi, quell'ordinanza con un po' di pressioni per non farlo, almeno dei miei ricordi. Quindi credo che è stato oggi invece la cultura del dono, della donazione, del dare tessuti e organi per gli altri è radicata, e particolarmente radicata nel popolo veneto, perché ricordo a tutti che il Veneto è tra le regioni dove si danno il maggior numero di organi e di tessuti. Senta, da giovane medico di allora è stato uno stimolo ulteriore per andare avanti nella professione? Sì, anche se la mia professione poi non era quella né del trapiantologo né ovviamente del cardiochirurgo, che apprezzo e stimo perché sono veramente bravi. Noi abbiamo equipe ormai Verona, Vicenza, Treviso, Padova, abbiamo delle equipe qualificate e quindi diamo all'Italia dei professionisti straordinari. Però sicuramente io sono rimasto incollato al video proprio perché uno che fa la professione del medico e ama fare il medico, vedere queste cose eccezionali e ti portano a stare incollati veramente tutta la notte, come sono stato davanti al video. Ecco, senta direttore, la cultura del dono è aumentata, è cresciuta, oppure c'è ancora molta ritrosia nel, ad esempio, firmare la possibilità dell'espianto in caso di morte cerebrale? Guardi, sicuramente il Covid non ci ha aiutato in tal senso, perché il Covid ci ha portato ad essere, causa chiaramente l'isolamento, a essere meno proattivi rispetto agli altri. Però io sono convinto, proprio per le radici che questa popolazione ha veneta, che poi torneremo ancora ad essere veramente proattivi nelle donazioni e proattivi ovviamente nell'iscriversi all'AIDO, nell'iscriversi alle associazioni che ci aiutano e fanno da promotori per le donazioni. Senta, la nuova frontiera degli espianti dove deve arrivare?
Guardi, la nuova frontiera degli espianti è già tantissimo avanti. Oggi stiamo ricreando, grazie alla Banca dei Tessuti, che ricordo a tutti è a Treviso, diretta ovviamente da un trevigiano, del dottor Di Falco, che oggi stiamo, grazie al cordone ombelicale, grazie alle cellule staminali, si stanno facendo delle ricostruzioni che sono fondamentali per il post interventi ortopedici, per i post interventi chirurgici, la ricostruzione anche di parti di organo, quindi siamo veramente avanti. Senta, lei prima ha parlato del Covid in maniera indiretta, facciamo un po' come dire, attualizziamo ad oggi, come sta andando il tema del contagio nell'US2? Beh, sta andando bene, incrocio le dita, nel senso che sono 2 giorni dove i contagi stanno diminuendo, anche i casi positivi e anche i ricoveri ospedalieri. Eravamo passati da una punta l'altro ieri di 153, oggi siamo a 140, quindi che si vede che sta allentando la presa. Io mi auguro che questa sia una tendenza che poi prosegue nel tempo. Senta, qualche consiglio ai nostri cittadini, sempre rimanendo in tema Covid, quindi attualizzando un po' la situazione, qual è il consiglio da portare avanti in un momento in cui si va sempre più verso delle aperture? Beh, guardi, la prova è che porto la mascherina anche all'esterno, quindi questo non è un caso, io cerco di portarla quasi sempre perché questo ci aiuta molto, ci aiuta, lo dicevo, per le influenze, ci sta aiutando per il Covid. In ambienti chiusi, affollati, la mascherina è la nostra salvezza, come il lavaggio delle mani. Senta, tornando invece a Busnello, domani c'erano i funerali, lei sarà presente? Sì, io la vicinanza ci sarò a Santabona perché è la vicinanza verso il papà, quindi di Francesco, e verso la mamma e verso le sorelle, cioè verso la famiglia. Io l'avevo conosciuto come referente della CISL e poi ovviamente anche se sto a Santabona l'ho perso di vista, però credo che sia doveroso che la sanità trevigiana vada ad omaggiare nel senso buono del termine una persona che ha veramente fatto un grande atto d'amore insieme a sua moglie. Senta, però ha sempre detto che il suo grande rammarico è stato quello di aver incontrato Ilario Lazzari, cioè il ricevente del cuore donato, che dopo 7 anni però è morto e quindi è stata come un secondo lutto. Allora, cosa dire a chi dona, alle famiglie di chi dona, di non incontrare allora, diciamo così, chi usufruisce di questo dono? Guardi, credo che il dono comunque di per sé, proprio perché dono, non devo pensare poi alla fine se il mio dono andrà, voglio dire, si porterà anche nel tempo oppure no. Credo che sia importante invece capire che la scienza, la medicina ha fatto passi da gigante. Là eravamo agli albori della medicina, quindi è stata fatta una cosa grandiosa. Si sapeva che essendo il primo trapianto in Italia poteva avere qualche problema, però io credo che è stata data una vita comunque, una continuità di vita, quindi anche pochi anni, anche pochi giorni, ma noi vede anche in ospedale, pur sapendo che qualche persona ha 3 mesi di vita, 4 mesi di vita, facciamo di tutto per aiutarla ad andare avanti, perché non si sa mai che cure nuove, terapie nuove possono comunque portarlo avanti nel tempo. Quindi la medicina è una sfida continua, qualche volta si perde questa sfida, qualche volta la vinciamo, ma sempre con un obiettivo unico, che è la persona umana, e su questo credo ci troviamo tutti d'accordo. La nuova frontiera è anche i trapianti su neonati, su bambini piccolissimi, è un'altra frontiera importantissima. Sì, beh, su questo l'Università di Padova, la cardiochirurgia di Padova sta andando molto avanti, come Verona. Io credo che abbiamo ormai dei professionisti, ma anche a livello di ricerca, non solo ovviamente dell'atto di chirurgico in sé, che sono di qualità elevatissima e ci sono invidiati da tutto il mondo. Insomma, siamo partiti da quella notte per arrivare al futuro, in un cafoncello tra l'altro che si sta ingrandendo sempre di più. E allora che cosa dobbiamo aspettarci dalla sanità veneta e dalla sanità trevigiana? Guardi, io lo dico sempre, lo dico ai cittadini, noi abbiamo una sanità che è di qualità eccezionale. Se abbiamo un infarto, se abbiamo un ictus, se abbiamo un'urgenza chirurgica, se abbiamo un tumore, la risposta al cittadino ce l'ha. Provi ad andare negli altri stati e vede subito che deve pagare. Ecco, io credo che
Ovviamente abbiamo avuto 2 anni di Covid, mi scuso, abbiamo le liste d'attesa. Cercheremo di recuperarle, il cittadino sa che non troviamo i professionisti, perché non si trovano gli specialisti. Faremo di tutto per recuperarle, però il cittadino deve essere contento perché ha una sanità di eccellenza, perché se ha un problema difficile, un problema da risolvere, questa sanità lo risolve. Quindi credo che possiamo, qualche volta anche aspettare un po' di più una visita di controllo, perché alla fine la sanità vera, quella che ci salva la vita, c'è e continua ad esserci. Anna, se hai domande da studio, se no restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie per questo bel contributo. Insomma, è una storia che avevamo piacere raccontassi anche tu, visto che eri tu in prima linea proprio in quel lontano 1985 con la tua telecamera, e le riprese che abbiamo visto sono appunto le tue, quindi grazie. Immagino che anche per te sia stato emozionante rivederle. Sì, Anna. Sì, esatto. Anna, allora io adesso saluto il direttore Benazzi e poi mi sposto verso Asolo, perché poi più avanti avremo un altro collegamento molto interessante. A te la linea. Grazie Lucio, arrivederci anche al direttore generale dell'ULSS 2. Francesco Benazzi. Allora, proprio perché siamo partiti con la sanità, vi do i dati del Covid. Il Veneto registra nelle ultime 24 ore 6.928 nuovi contagi a fronte dei 7.605 di ieri. Il totale degli infetti da inizio pandemia, pensate, raggiunge il 1.542.384 e sono 9 le nuove vittime in Veneto della pandemia. Dunque, vedete, continuano a esserci nuovi contagi, una lenta ripresa, ma rimangono stabili i posti letto occupati in ospedali, negli ospedali del Veneto, e soprattutto anche il numero delle terapie intensive occupate. Dunque è un Covid che sembra fare meno paura, soprattutto anche grazie alla vaccinazione. Adesso, come detto in apertura, andiamo a vedere l'operazione della Guardia di Finanza tra Chioggia e Jesolo, circa un centinaio di nuovi furbetti del reddito di cittadinanza. Non avevano diritto al reddito di cittadinanza oltre 100 i denunciati tra Chioggia e Jesolo. Imprenditori, ristoratori e stranieri sono i furbetti che pensavano di farla franca. I finanzieri della compagnia di Chioggia, spulciando fra le carte di oltre 4.000 soggetti che il reddito lo percepiscono, hanno individuato 86 soggetti che avrebbero ottenuto illecitamente somme non dovute per un ammontare totale di 928.000 euro. In particolare, 24 soggetti avrebbero omesso di comunicare all'INPS informazioni relative alla propria posizione lavorativa e reddituale, dichiarando di non avere alcuna occupazione lavorativa pur essendo titolari di partite IVA. Singolare è il caso di una persona che non avrebbe comunicato di essere rappresentante di ben 4 società dislocate sul territorio nazionale, o di un ristoratore dichiaratosi non abbiente pur avendo incassato oltre 60.000 euro di ricavi in un solo anno. Per altre 62 persone è stato rilevato che non risiedevano in Italia da almeno 10 anni, requisito essenziale per godere del reddito. Come nel caso di una cittadina rumena che percepiva indebitamente il sussidio pur risiedendo stabilmente in Romania dal 2019. 23 soggetti invece sono stati individuati nei primi mesi dell'anno dalle Fiamme Gialle della tenenza di Jesolo, anche in questo caso per la maggior parte stranieri che avrebbero dichiarato di risiedere in Italia da almeno 10 anni oppure omesso di indicare possidenze immobiliari regolarmente detenute. Le Fiamme Gialle hanno individuato anche un soggetto in stato di detenzione carceraria che continuava a godere della particolare misura di sostegno. Ora l'INPS, tempestivamente avvisata, procederà alla revoca dei contributi e il recupero di quelli già erogati dal 2019. Tutti i soggetti individuati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Venezia. E a proposito di Repubblica di Venezia, siamo in attesa anche di farvi vedere le immagini delle procuratie di Venezia che riaprono dopo 500 anni grazie al restauro di circa 12.400 metri quadrati per opera delle assicurazioni generali. Per la prima volta a Venezia in 500 anni di storia. Si tratta di tutto l'iconico complesso in piazza San Marco che corre dalla Torre dell'Orologio al Museo Correre. In questo
questo momento, mentre vi stiamo parlando, il presidente del Veneto Luca Zaia ovviamente si trova lì a Venezia in piazza San Marco, con lui anche i ministri Brunetta e Garavaglia. Più tardi nel corso di questa edizione vi faremo sentire un estratto della conferenza stampa e delle dichiarazioni che sono state rese in questa sede, e per questo evento davvero eccezionale, le procuratie di Venezia che riaprono dopo 500 anni. Ma intanto vi raccontiamo un'altra storia, quella delle atlete ucraine che sono arrivate da Kiev e sono arrivate nella Marca Trevigiana, ospitate ad Oderzo in un collegio, e questo grazie alla sinergia tra due federazioni di atletica. Guardate. Да, мій чоловік залишився вдома. Sono arrivata qui con mio figlio di 3 anni e mezzo. Mio marito è in Ucraina, sta partecipando alle squadre di difesa territoriale. Se l'esercito russo arriva in città, loro diventano soldati dell'esercito. Він вже піде воювати. Зараз поки він Anna, 30 anni, una mamma, allenatrice di atleta in Ucraina, il marito campione ucraino di marcia, ora è arruolato per la difesa territoriale. Una vita stravolta dalla guerra. È lei a guidare le 17 atlete ucraine che un sodalizio tra federazioni sportive è riuscito a portare fino in Italia ed ora ad Oderzo. тут багато La prima cosa a cui ho pensato è mio figlio. Tutte le mamme hanno pensato a questo e sono venute qui con i figli per vedere quello che succede. È un dolore enorme e tanta tristezza. Sono 17 ospitate al collegio Brandolini Rota grazie al legame tra Beppe Zoni, l'organizzatore dell'European Road Race Under 20, e la Federazione Atletica Ucraina. Un lungo viaggio, prima fino alla frontiera con la Romania, poi fino a Iași con il pullman inviato proprio da Oderzo. Tra loro incontriamo anche Caterina, 20 anni. Io sono di Kiev, non volevo venire, ma l'allenatore mi ha detto che c'era questa possibilità. Non volevo, ma i miei genitori hanno insistito perché andassi per salvarmi. E Ivana, il marito, è al fronte. Cosa provi, le chiediamo. Tutta la mia famiglia è lì. Essere qui, anche nel posto più sicuro, non fa star bene. Il cuore e il pensiero sono là. La lunga mano che accoglie offre un tetto, ma anche un po' di normalità. E vorrei ringraziare alcune persone del mondo dell'atletica, Cristiana Manildo, e in modo particolare ancora grande mio figlio rumeno. Lo dico mio figlio rumeno perché l'ho istruito, è diventato, e da là lui mi ha fatto tutti gli incartamenti, biglietti aerei, trasporto. Adesso sono qua, il giorno 14 arriveranno altre 2 ragazze e un altro allenatore, sempre ospite al Brandolini. Grande ponte di solidarietà grazie allo sport. Tra pochi minuti proviamo a collegarci con il presidente del CONI del Veneto, che ci racconterà come questa non sia la prima e l'unica realtà di gemellaggio tra due federazioni di atletica, proprio per riuscire a portare qui quanti più profughi possibile, quanti più atleti possibile. Ma intanto tiene banco la dichiarazione del Premier Draghi, quella sorta di provocazione legata alla scelta tra la pace oppure ad avere un condizionatore acceso nelle nostre case quest'estate. Di questo ha parlato anche il presidente Zaia ieri all'inaugurazione del centro congressi di Padova. In attesa di farvi ascoltare le dichiarazioni che ha reso Zaia oggi a Venezia, vi facciamo ascoltare le sue dichiarazioni di ieri. Vogliamo la pace, vogliamo che ci sia subito un armistizio, vogliamo subito la pace perché ogni istante che passa fa perdere vite a persone inermi, a persone innocenti, e noi non possiamo assistere inermi a questa tragedia. Tra la pace e l'aria condizionata, come detto dal Premier Draghi, il presidente del Veneto non ha dubbi sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze anche economiche del conflitto. Zaia è intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo centro congressi di Padova. La verità è che oggi la guerra sta diventando un elemento di instabilità non indifferente sui mercati, sulla società, e soprattutto stiamo vivendo in un contesto di economia di guerra pur non avendo le bombe. Dobbiamo prendere atto di questo, speriamo che la pace arrivi velocemente. Sull'invio di armi all'Ucraina, Zaia auspica prevalga prima la diplomazia. Però la pace deve essere voluta da entrambe le parti e spero che vinca il linguaggio della diplomazia, spero che vinca la diplomazia e che si ritrovino a un tavolo e si chiuda velocemente questa pagina bruttissima della storia dell'umanità. Dall'altro leggo anche che anche oggi si dice armi da parte degli ucraini. Io, come sapete, ho condannato senza se e senza ma Putin, però dico che noi dobbiamo pensare alla pace, non alle armi. Poi, sollecitato dalle domande, il presidente della regione è tornato a parlare di autonomia del Veneto. Direi che siamo ormai arrivati all'ultimo miglio, questo lo possiamo dire.
senza svelare le carte. Stiamo trattando ancora. Penso che sia una grande opportunità e soprattutto sia un'assunzione di responsabilità. Anche le dichiarazioni fatte dal collega De Luca dimostrano che l'assunzione di responsabilità deve essere in capo a ognuno di noi, direttamente eletti. E penso che questo significhi modernità per lo Stato, significhi un nuovo rinascimento e l'abbandono di questo medioevale centralismo che non ci ha portato nulla di buono. La pace e i condizionatori accesi, un tema, una domanda poi in realtà la cui risposta non è così scontata. Lo abbiamo capito intervistando i trevigiani. Sentite che cosa ci hanno risposto. Sì, sono d'accordo di rinunciare purché si raggiunga questa pace, perché il nostro condizionatore con una bomba c'è tanta differenza e quindi per me sì, sono ben disposto. Lei è disposto a rinunciare? Certo, anche se non è sufficiente, credo, però se fosse necessario lo farei. Sicuramente fare economia senz'altro, nel senso venire incontro a una situazione critica sicuramente va fatto. Bisognerebbe, sì. Sei disposto senza problemi? Ma senz'altro il sacrificio si fa per il bene comune. La pace naturalmente. Quindi siamo disposti a rinunciare anche a questo? Diciamo che qualcosa bisogna fare purtroppo. Sono sempre cose che fanno male un po' a tutti, però non si può lasciare nemmeno quella gente in quegli stati là. Beh, certo stiamo vivendo un clima particolare, quindi immagino che anche i governanti si lascino andare a delle affermazioni forti. Draghi ha dimostrato già più di un'occasione di dare un impulso a tutto il popolo, diciamo così, quantomeno è in controtendenza ai governanti precedenti, per cui siamo in tempo di guerra, a certe affermazioni le possiamo anche sopportare. Non parlo. Perché? Non voglio parlare per cortesia. Perché è una provocazione sciocca? Non è giusto parlare così. A Valle Pace sì, senz'altro, ma il condizionatore lo tiro via, lui me lo dà a me. Ma con quello che costa adesso l'energia elettrica, il condizionatore non lo accenderemo più sicuramente. Sì, deve cominciare per lui per primo e dopo io lo seguirò. Quindi parta la politica? Certamente, devono partire loro a dare il buon esempio. Io non è che rinuncio, a me non do spiegazioni perché per me sono cose incomprensibili. Ma io non di sicuro. Mi sembra un'alternativa del tutto assurda, non sono questi i termini del problema. C'era la diplomazia e questa non ha funzionato fino a febbraio. Ora è molto tardi e queste misure sembra che facciano più male a noi che a loro. Nino Ponchio, presidente del CONI Veneto, dovrebbe essersi collegato con noi. Avete sentito, il tema è davvero complesso, fa discutere. Tra l'altro la notizia con cui ci si è svegliati questa mattina è di un nuovo attacco proprio mentre si stavano cercando di favorire i corridoi umanitari e i civili stavano uscendo dal Donbass. La prima pagina del Corriere della Sera è proprio questa: razzi sulla stazione di Kramatorsk, almeno 35 morti, oltre 100 feriti su un missile, la scritta in russo per i bambini, e quindi ancora abbiamo purtroppo notizie davvero tragiche. Se non riusciamo a collegarci con Dino Ponchio nell'immediato, vi facciamo ascoltare l'intervista raccolta dalla redazione di Padova al vescovo di Padova. Vediamo se dalla regia riusciamo a mandarla in onda. Sollecitare per essere sempre più convinti della pace e del lavoro che c'è da attivare proprio per costruire la pace, credo che sia uno dei temi sui quali in questa Pasqua dobbiamo di nuovo riflettere. In fondo, sperare e credere nella pace è il contributo che noi possiamo dare. Cose concrete noi forse non siamo in grado di farne, se non piccole testimonianze di solidarietà e di vicinanza, ma coltivare uno spirito per la pace credo che sia un compito per il quale noi ci dobbiamo attivare senz'altro. Ci saranno altri momenti di preghiera collettiva previsti dalla diocesi per i profughi dell'Ucraina, per la guerra in Ucraina? Noi abbiamo sollecitato tutte le parrocchie a fare dei momenti, degli appuntamenti che noi avremo in questo tempo, che saranno molto intensi, grandi occasioni di preghiera per la pace. Monsignor Claudio Cipolla, preghiera per la pace. Vedo collegato Dino Ponchio, presidente del CONI Veneto. Presidente, buongiorno, grazie. Eccolo, grazie per essersi collegato con noi.
Buongiorno. Senta Presidente, noi abbiamo raccontato la storia, vedo già il collegamento cadere, eccolo là. Presidente, abbiamo raccontato la storia delle atlete ucraine arrivate ad Oderzo con questo gemellaggio tra federazioni. So che non è il primo caso, lo sport sta facendo arrivare molti profughi in Veneto. Molti profughi, molta accoglienza, molta disponibilità del mondo dello sport veneto, e non solo, perché abbiamo mirabili esempi in tutta Italia, ma fermandoci al Veneto, oltre a Oderzo dove abbiamo sentito, visto anche il servizio, abbiamo attualmente 16 ragazzi e ragazze dell'Ucraina di buon livello dell'atletica, abbiamo a Padova 11 ginnaste con 2 ragazzi alla Blue Keep per la ginnastica, abbiamo a San Martino di Lupari un'accoglienza di ragazze della pallacanestro femminile, abbiamo ad Asiago Calcio una presenza di calciatori ucraini, a Verona Bussolengo 13 atleti dell'atletica, a Opeano 6 tredicenni ospitati per l'atletica dalla polisportiva, a Belluno, Feltre, la Dinamo ci sono dei calciatori e infine abbiamo degli hockeyisti ad Asiago, hockey su ghiaccio, e a Rovigo si stanno attivando quindi tutta la regione per fare delle manifestazioni con ospiti atleti dell'Ucraina. Quindi un grande movimento del popolo dello sport veneto a sostegno dei ragazzi e ragazze degli atleti dell'Ucraina. Di vista burocratico, documenti, farli arrivare qui? È stato impegnativo, ma abbiamo avuto una disposizione dal CONI centrale che ha invitato, tra virgolette, tutte le federazioni a fare il possibile per integrare immediatamente nelle realtà sportive venete gli atleti ucraini ospitati in Italia. Quindi dal punto di vista dei pass, dei Green Pass, dal punto di vista dei tesseramenti, delle assicurazioni, delle visite mediche, sono state tutte favorite e tutti i ragazzi sono già inseriti fattivamente e organizzativamente nelle realtà che li ospitano, giocano, si divertono e in qualche modo hanno una parentesi di pace all'interno della tragedia che hanno a casa. Senta Presidente, dobbiamo andare in pubblicità, ci attende 2 minuti, siamo subito da lei. Certo. A tra poco, grazie. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati. Allora siamo nuovamente in diretta e ci siamo collegati pochi minuti fa con il presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio. Buongiorno, ben ritrovato ancora Presidente. Ben ritrovato. Allora, con il Presidente stiamo parlando di questi ponti che le federazioni sportive del Veneto stanno creando, stanno gettando con l'Ucraina per far arrivare atleti qui nel nostro territorio, San Martino di Lupari, Padova, Oderzo, Asiago. Ce ne sono davvero tantissime, sono grandi esempi di solidarietà, perché lo sport è anche questo, è solidarietà e partecipazione. Senta Presidente, si tratta di soprattutto atlete femmine che arrivano nel nostro territorio lasciando le famiglie lì in territorio di guerra e soprattutto anche i mariti in territorio di guerra, quindi si arriva con dei traumi davvero molto grandi e il Veneto accoglie anche questo, no? Quindi anche la sofferenza di chi arriva. Certo, purtroppo sì, abbiamo avuto proprio un episodio di oggi, ieri pomeriggio, che ci ha segnato e mi ha segnato molto. Come dicevo, l'accoglienza è tanta, è ampia, è generosa da parte di tutte le società sportive, il mondo dello sport, ma anche le istituzioni sono a disposizione. La realtà è che gli avvenimenti vanno anche oltre quello che noi auspichiamo, desideriamo. Per esempio avevo organizzato un incontro, una manifestazione per mettere insieme ragazzi e ragazze ucraini
con ragazzi russi ospiti residenti qui che praticano sport, per fare una partita amichevole tra loro insieme con una rappresentativa del Veneto, ma per esempio la coordinatrice delle ragazze. Niente, abbiamo delle difficoltà con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Presidente, ci sente? Sì, io sento molto bene. Eccola, diceva, stava organizzando questo torneo sostanzialmente. Questa è una manifestazione per la pace, una partita per la pace, ma il marito della coordinatrice, allenatrice delle ragazze che sono ospiti a Oderzo, ha avuto il marito chiamato al fronte ieri e non si è più sentita di partecipare a questo avvenimento. L'abbiamo sospeso, non annullato, ma sospeso in attesa che gli avvenimenti ci aiutino, ma chiaramente i ragazzi sono qui, le ragazze sono qui, molte sono ragazze, li stiamo aiutando in tutti i modi, ma la loro mente è dall'altra parte, anche se noi li coccoliamo, sono molto preoccupati e facciamo il possibile naturalmente. Noi abbiamo perso il video, ma a noi importa anche l'audio, perché sostanzialmente a noi interessano i contenuti. Presidente, le faccio un'ultimissima domanda. È finito lo stato di emergenza? Si è ritornati ad aprire al 100% piscine, palestre, quindi si torna a fare sport? Per toccare un attimo il tema del Covid, c'è qualcosa che la spaventa? Possiamo dire che siamo tornati alla normalità? Siamo tornati alla normalità dal punto di vista dei regolamenti, non siamo alla normalità per la pratica sportiva. Noi stiamo soffrendo ancora il secondo anno di Covid che è stato micidiale, ha portato un calo del 30% dei ragazzi della fascia giovanile della pratica sportiva, ha portato alla moria di molte centinaia di società nel Veneto. Stiamo attendendo ancora il fattivo contributo, concreto contributo delle istituzioni per bypassare questo periodo. Lo sport si sta aiutando da solo per tornare alla normalità, ma l'imputo delle visite mediche, del return to play, cioè il ritorno alla pratica sportiva dei ragazzi e ragazze che hanno avuto il Covid, ci sta penalizzando molto. Quindi non siamo alla normalità, stiamo tornando faticosamente alla normalità. Per non perdere pezzi della pratica sportiva importanti nel Veneto, abbiamo bisogno che le istituzioni, regione, comune, le istituzioni ci diano una mano per uscire del tutto da questo tunnel e vedere finalmente le stelle, come dicevo da sempre. Anche perché abbiamo visto quanti atleti si siano contagiati, poi stiamo vedendo anche il long Covid, quali danni in qualche modo possa aver creato, quindi la ripresa non è sempre facile e anche le associazioni sportive sono state penalizzate molto per questo. Presidente, siamo con lei perché lo sport è fondamentale per la vita, per la crescita anche dei nostri ragazzi, una crescita sana, quindi davvero ci uniamo al suo appello anche alle istituzioni affinché venga foraggiato di più lo sport. Grazie, speriamo che col vostro aiuto arrivi qualcosa in più. Grazie. Presidente, grazie, buona giornata, buon lavoro a lei e a tutto il CONI che in qualche modo lei oggi ha rappresentato. Arrivederci. Arrivederci. Allora, avete sentito le atlete ucraine che abbiamo intervistato noi ieri, la testimonianza, le varie testimonianze raccolte. Una delle ragazze, due erano sposate, una di loro, suo marito è partito per il fronte, è stato chiamato, è stato arruolato, dunque vedete anche qui ci si salva magari venendo in Italia, ma il cuore è sempre lì dove c'è la propria famiglia, dove ci sono i propri affetti e dove purtroppo ancora si sta combattendo. Ora, come promesso, andiamo a Venezia, vi facciamo vedere alcune immagini, vi facciamo ascoltare le interviste di questa rinascita delle procuratie venete dopo 500 anni finalmente riaperte al pubblico. Dovremmo riuscire ad ascoltare sia le interviste del presidente Zaia che quelle del ministro Franceschini. Adesso direi è arrivato il momento di dare la parola alle autorità che ci hanno fatto l'onore di essere qui oggi, quindi inviterei a raggiungermi sul palco Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Dario, prego.
Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione, Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnano, che sono doppiamente felice di avere qui oggi. Bene, malgrado lo schieramento vi assicuro che riusciremo ad essere brevi. Vi ringrazio, come detto, di essere presenti e ringrazio anche i commissari europei Paolo Gentiloni e Nicolas Schmidt, che vedremo collegati in video all'interno di questo dibattito. E io partirei dal Ministro Franceschini. Ministro, non penso di dover fare nessuna domanda, è stato detto molto e lascio la parola a te per un commento su questa cosa che ci vediamo oggi. Ma io me la caverei con un grazie, nel senso che è veramente un'operazione straordinaria. Prima di dire due parole di apprezzamento sull'intervento di recupero e di restauro, vorrei partire da Human Safety Net, perché è veramente un'iniziativa pregevole, importante, di cui capiamo l'attualità in questi giorni, quando una guerra che sembra una guerra del secolo scorso, le sue atrocità, i suoi orrori, si scontra con un mondo che sembra più interdipendente, che è collegato, che non si può dividere, in cui le persone vivono in modalità completamente diverse, connesse tra di loro, si sentono parte di una comunità internazionale e anche i meccanismi di solidarietà che stanno scattano più facilmente per questo, perché ci sentiamo davvero vicini, non più lontani quando le frontiere erano invalicabili, quando gli stati sovrani sembravano avevano muri e confini, non è più possibile. E quindi un'iniziativa come Human Safety Net internazionale in un luogo simbolo del mondo è veramente un'iniziativa pregevole, importante, di cui ringrazio Bildonè, Gabriele Galatelli, generale. E poi la seconda parte è perché è un recupero straordinario in un luogo così simbolico, che mostra come può essere piena la collaborazione pubblico-privata, anzi mi sembra quasi uno sbaglio usare la definizione pubblico e privato che si incrociano, perché è difficile in questo caso trovare il confine. In generale sono un patrimonio nazionale del paese, è difficile distinguere cose pubbliche e cose private. Questa piazza, tra i vari valori, l'abbiamo sentito, è metafora di molte cose, è anche metafora di come si possono incrociare le competenze e lavorare insieme. Qui c'è il comune, c'è la chiesa, c'è l'archivio di Stato, ci sono musei strepitosi, c'è la sede di generali, ci sono cose che si incrociano e che sono parte di un unico organismo in cui ognuno deve fare la propria parte dal punto di vista del recupero, della valorizzazione. Noi abbiamo contestualmente a questo intervento alcuni giorni fa deliberato 4 milioni per le procuratie nuove, per i cortili delle procuratie nuove, un altro intervento su Piazza San Marco che si incrocia con le risorse che mette il comune, che vedono tutti, che davvero è un incrocio di competenze che si è realizzato non soltanto nella creazione di questo straordinario lavoro veramente in cui ci sta un'altra sfida, incorporo un'altra sfida e ringrazio davvero tutti, anche le strutture del mio ministero, l'Istituto Campani, che hanno collaborato, perché anche qui c'è un'altra sfida, la dimostrazione che si può conservare, si può tutelare, si può valorizzare innestando architettura contemporanea. È uno dei tabù che nel nostro paese più dobbiamo superare, il paese in cui la bellezza dei nostri luoghi d'arte è che si sono sovrapposti stili tra di loro, il Medioevo sull'impero romano, il Rinascimento sul Medioevo, il Barocco sul Rinascimento, si è tutto mescolato e sovrapposto. Le nostre chiese, i nostri palazzi sono la sovrapposizione di stili. Poi improvvisamente ci siamo come fermati nel dopoguerra, quando è sembrato che l'intervento di architettura contemporanea di qualità fosse quasi uno sfregio rispetto alle esigenze di tutela. Non è così, si può innestare anche nei centri storici, c'è architettura di qualità e lo vediamo in questo intervento fantastico. Quindi davvero grazie, un lavoro importante in uno dei luoghi simbolo del paese, grazie generale per quello che hanno fatto. Grazie. Grazie Ministro. Presidente Zaia, l'ho sentito prima ammonire convinto quando Sir Chipperfield ha pronunciato più volte la parola qualità e come la qualità deve essere tanto fondamentale delle cose che facciamo. Io ovviamente ti lascio. Grazie, sarò anche veloce, quindi grazie e buongiorno a tutti. La relazione magistrale di Sir Chipperfield penso che assolutamente abbia dato veramente la lettura da dare in una giornata come questa. Ringrazio per l'opportunità
Felipe, perché comunque ognuno di noi oggi potrà dire io c'ero, da oggi potrà dire io c'ero. Stiamo parlando di un'opera faraonica, diciamolo fino in fondo, di un'opera che mai avremmo pensato di vedere o di inaugurare, perché poi questo era un cadavere eccellente, questa è la verità. Forse c'è anche la dimostrazione che Nemo profeta in patria, e quindi abbiamo dovuto avere qualcuno che, innamorato di Venezia, abbia comunque portato avanti questa sfida, e ci sono anche dei primati. Uno l'avete evidenziato voi, l'ha evidenziato Filippo, e quindi ringrazio l'amministratore del Gatto, il presidente Galtieri e tutti i generali per questa scelta. Il primo è quello di averle riaperte per la prima volta dopo 500 anni. Il secondo primato è che oggi noi non inauguriamo solo le procuratie, se ci pensate, ma di fatto inauguriamo una nuova agora, una nuova piazza, una piazza nella piazza, perché questa apertura al pubblico ci permette di dire che la piazza San Marco è più grande da oggi. Il terzo aspetto è sicuramente quello identitario, lo ricordava nelle sue parole anche Sergio Perfil. Cioè, stiamo parlando di un edificio che è un'icona internazionale, e penso che, riprendendo le parole del ministro Franceschini, spero diventi un laboratorio anche per quello che potranno essere i nuovi restauri degli edifici vincolati, no? Qui c'è stata la volontà, come diceva Sergio Perfil, di rispettare fino in fondo il lavoro degli altri che hanno iniziato 500 anni prima, però c'è anche la volontà di guardare al futuro sapendo che hai questa responsabilità. Infine c'è il Leone. Voi avete messo a posto come area marciana i giardini reali e la serra, il tema delle procuratie, ma soprattutto noi siamo innamorati del fatto che le generali nel 1848 hanno deciso di lasciare l'Aquila bicipite e di dotarsi del Leone. Quindi grazie ancora, buona giornata a tutti. Ecco una parte di quello che sta accadendo in questo momento a Venezia. Avete sentito il presidente Luca Zaia e poi il ministro Dario Franceschini. Allora vi racconto che cosa accadrà tra poco. Siamo in attesa di collegarci con Roberta Bozzetto, ADMO di Treviso, perché ricorderete abbiamo aperto con l'intervista al direttore generale Francesco Benazzi, che era insieme a Lucio Zanato per ricordare, tornare su quella data del 1985 quando fu trapiantato il primo cuore in Italia, ed era il cuore di un giovane trevigiano mancato a causa di un incidente stradale all'età di 18 anni. Ieri è mancato il papà di Francesco ed è stata l'occasione per ricordare come quella scelta non scontata ovviamente all'epoca ha cambiato in qualche modo la cultura della donazione. Allora eccola, la vedo collegata. Roberta Bozzetto, buongiorno, grazie per essersi collegata con noi da Treviso, perché ovviamente quando parliamo di donazione non possiamo non pensare al trapianto di midollo osseo. Buongiorno. Non sento l'audio, proviamo. Roberta, non la sentiamo con l'audio, provi ad accendere il microfono. Chiedo ad Alberto in regia se proviamo a risolvere questa. Eccola qua, Roberta, no, non la sentiamo. Allora, mandiamo intanto un servizio di cronaca, diamo il tempo ovviamente alla regia di poter risolvere questo problema con l'audio e dopo torniamo da Roberta per parlare di ADMO. Vi faccio vedere questo servizio realizzato dalla redazione di Padova, perché ci sono delle importanti novità in merito al cadavere trovato all'interno di un borsone nel Po alcuni giorni fa. Potrebbe essere di una 27enne scomparsa da Ancona lo scorso marzo, il corpo mutilato nascosto in un borsone e riaffiorato una ragazza che tornava da una festa. Ci potrebbero essere delle novità importanti sul cadavere senza testa ritrovato in un borsone da calcio riaffiorato dalle acque del Po ad Occhiobello nel Rodigino lo scorso 4 aprile. L'esame autoptico ha stabilito che si tratta di una donna di carnagione bianca, meno di 30 anni, morta da poco, addosso un vestito viola con le paillette.
La pista potrebbe portare ad Ancona, potrebbe infatti trattarsi di una giovane 27enne, Andrea Alice Rabciuk, scomparsa l'11 marzo dopo aver trascorso la serata in una festa in un casolare vicino alla città marchigiana. Secondo gli accertamenti autoptici il corpo sarebbe stato in acqua da meno di un mese. Gli inquirenti però mantengono il più stretto riservo, si cerca infatti tra le giovani donne scomparse, mentre sembra sempre più lontana l'ipotesi che possa trattarsi di una delle due donne padovane scomparse. Samira El Attara, la mamma 43enne di Stanghella, scomparsa nell'ottobre del 2019, o Isobella 90, il cui corpo non è mai stato ritrovato dopo l'omicidio avvenuto nel gennaio del 2016. Allora, dovremmo aver ripristinato il collegamento con Roberta. Roberta, ci senti? Sì, io sì, vi sento. Eccola, non la sentivamo noi, ma adesso abbiamo sistemato. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. È qui in qualità, insomma, di ospite per parlare dell'ADMO. Stavamo parlando dell'importanza della donazione e ecco, forse la donazione di midollo osseo rispetto ovviamente alla donazione di un organo è in qualche modo in questi anni qualcosa che è entrato nella quotidianità della vita, perché sappiamo che per capire se siamo dei donatori compatibili, possiamo diventare dei donatori compatibili, basta fare sostanzialmente un prelievo del sangue. Intanto le chiedo come è cambiato in questi anni la cultura della donazione del midollo e a che punto siamo arrivati? Ma in questi anni è cambiata molto, nel senso che più i ragazzi sono informati e sensibilizzati, più si avvicinano alla donazione, che vorrei ricordare, come la donazione degli organi, è assolutamente un gesto d'amore. È un gesto d'amore che si fa a uno sconosciuto, per cui il donatore stesso dona a uno sconosciuto, e io credo sia proprio la più alta forma di solidarietà, vuol dire amare la propria vita fino a metterla a disposizione verso gli altri. Quindi oggi è anche più semplice, ma anche come le informazioni, perché il mondo social anche ci permette molto di informare e sensibilizzare i ragazzi. Ora ci si iscrive per quanto riguarda diventare un potenziale donatore di midollo osseo, ci si iscrive con un semplice prelievo di sangue e un colloquio con il medico presso il centro trasfusionale più vicino. È diventata molto anche, diciamo, fra virgolette, semplice la donazione effettiva, perché ricordiamo che iscriversi non vuol dire donare, ma vuol dire mettersi a disposizione all'interno del registro IBMDR. Se si giunge poi alla donazione effettiva, quindi se si risulta compatibile con un paziente in attesa di trapianto, nel 90% dei casi la donazione avviene tramite aferesi, cioè donazione da sangue periferico. Non c'è mai nessun rischio per il donatore, ma diventa anche, fra virgolette, più semplice, nel senso che l'impegno per il donatore stesso richiede una giornata. La donazione da aferesi dura quelle 3-4 orette presso il centro trasfusionale abilitato e si richiede appunto una giornata di tempo per il donatore. Senta, quali sono un po' i numeri del dono e se per caso siete in possesso anche i numeri dei trapianti che sono stati fatti nell'ultimo periodo? Sappiamo che il Covid purtroppo ha creato problemi anche per quanto riguarda le donazioni, ne avevamo parlato all'epoca con Avis e immagino che anche voi abbiate vissuto queste difficoltà. Sì, il Covid di certo non ha aiutato nessuno. Fortunatamente il mondo del trapianto non si è fermato. In questi 2 anni le donazioni sono continuate sia l'iscrizione dei ragazzi che le donazioni. Nel 2021, i dati del 2021 per quanto riguarda il Veneto, sono state effettuate 83 donazioni effettive, per cui 83 persone sono state chiamate al dono e hanno risposto di sì per la vita del paziente, e sono stati iscritti al registro IBMDR, quindi messi a disposizione circa 3.900 donatori, circa 3.900 donatori si sono iscritti al registro, per cui è un numero sicuramente che ci gratifica molto. È un numero che però non basta, perché ricordiamo che i pazienti in attesa di trapianto sono sempre tanti e più persone si iscrivono al registro, più aumenta la possibilità di cura per questi pazienti, perché ricordiamo che diverse malattie, tra cui leucemie, linfomi e mielomi, dove non è abbastanza la cura medica,
in queste patologie, per queste malattie, viene richiesto il nostro aiuto che basta dedicare un pizzico di tempo con le giuste informazioni e potremo davvero salvare una vita. Ecco, quando è nato il registro? Cioè quando poi di fatto tutta questa macchina meravigliosa che si mette in moto per salvare la vita alle persone che sono ammalate si è strutturato per la prima volta? Perché appunto stiamo parlando di non tantissimi anni fa, il primo trapianto del cuore 1985, ora non conosco, non so se me la può dire lei, la prima data del primo trapianto invece di midollo, ma poi da qui la strada per arrivare anche a una strutturazione, alla creazione di una macchina operativa dove esiste anche ADMO è stata lunga. Sì, se non ricordo male, il primo trapianto di midollo osseo è avvenuto circa 30 anni fa. E da lì poi è partita tutta la macchina, perché poi si è instaurato il registro IBMDR, che per noi è il registro di riferimento, con sede a Genova, dove sono iscritti tutti i potenziali donatori, e per cui l'associazione ADMO di per sé è nata, che quindi serve appunto a sensibilizzare insieme a tutti i volontari, perché è una macchina, dietro ogni iscrizione di un donatore c'è una macchina di volontari, di associazioni e di impegno per riuscire a raggiungere appunto i ragazzi e poterli iscrivere, per cui l'impegno e la collaborazione poi tra diverse associazioni del dono anche, e non per ultimo il progetto che è stato attivato in questi mesi con Avis Veneto anche, no? Che racchiude tutte le associazioni del dono, questo per fare sempre più rete, per riuscire a collaborare e per riuscire a raggiungere sempre più ragazzi e giovani da sensibilizzare e spiegare poi che ne vale veramente una vita l'iscrizione. Senta, si parte dai ragazzi, dai giovani, no? Perché poi la cultura del dono parte anche da qui. Voi fate anche sensibilizzazione nelle scuole. Come arrivate ai ragazzi? Noi cerchiamo di andare dove ci sono i giovani, per cui le scuole per noi sono un veicolo molto importante, gli istituti superiori, cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi, e per cui ringraziamo tanto la disponibilità anche dei dirigenti scolastici che accolgono la nostra proposta. Quindi scuole sicuramente è il nostro veicolo importante, associazioni sportive. Laddove ci danno spazio noi cerchiamo di arrivare e di andare. Negli ultimi 2 anni ci siamo adeguati anche ovviamente con la sensibilizzazione online, perché questo il tempo ci ha richiesto, per cui sì, poi è molto preziosa la collaborazione con le diverse Avis, perché un donatore che dona sangue può essere un buon candidato anche per la donazione di midollo osseo, per cui dove troviamo i ragazzi dai 18 ai 36 anni non compiuti che potrebbero fare questa scelta, una scelta che può cambiare una vita, noi cerchiamo di esserci sempre. Senta, dal trapianto degli organi a quello del midollo, la medicina ha fatto passi da gigante. Voi che lavorate con i volontari, come vivete insomma anche questi grandi cambiamenti che si stanno facendo? La ricerca sta continuando, quindi dalle tempistiche insomma di effettuazione di un trapianto fino a dove si potrà arrivare secondo lei? Ma fino a dove si potrà arrivare? Noi speriamo di arrivare molto in avanti sempre. È sicuramente una cosa molto preziosa il discorso della ricerca, perché ci permette di raggiungere obiettivi sempre più alti, e ricordiamo sempre che il nostro obiettivo più alto, e sarebbe bello arrivarci, è che ogni paziente in attesa di trapianto abbia la sua possibilità di vita. Per riuscire ad arrivare a questo c'è sicuramente tanto lavoro. Il problema sta nella compatibilità sostanzialmente, no? Trovare un donatore compatibile, un midollo compatibile è molto difficile. È difficile perché la compatibilità tra donatore e ricevente è pari a 1 su 100.000. Quindi quel paziente che è in attesa di trapianto, che non trova la propria compatibilità in famiglia, è costretto a cercare la propria compatibilità nel registro, però qui parliamo di un numero pari a 1 su 100.000.
è un numero che spaventa dal momento in cui la diagnosi ti impone questo. Ecco perché è difficile proprio trovare il proprio fratello genetico all'interno del registro. Roberta, ci dia qualche indicazione per chi ci sta ascoltando e vuole donare, vuole iniziare ad entrare in qualche modo in questo meccanismo del dono? Allora, innanzitutto noi volontari siamo assolutamente qui per dare tutte le informazioni. L'unica cosa che dico sempre è giusto informarsi, perché deve essere una scelta consapevole. Quindi visitate pure il sito di ADMO, admo.it, admoveneto.it/iscriviti, dove ci sono tutte le informazioni del caso. Si può fare la preiscrizione se un ragazzo lo desidera e poi verrà contattato da uno dei volontari per procedere poi con l'iscrizione presso il centro trasfusionale. Informatevi. È giusto che sia una scelta consapevole, perché al momento della chiamata è giusto avere tutta la strada liscia davanti, per cui informatevi, andate nel sito admoveneto.it, avrete tutte le informazioni del caso. Grazie Roberta Bozzetto per Admo Treviso, grazie a lei e a tutta la squadra di volontari. Ci tenevamo in qualche modo, avendo aperto con questo racconto della prima donazione di cuore, a fare stendere un po' un parallelo, fare un parallelo anche con Admo, quindi grazie per essere stata in nostra compagnia. Arrivederci Roberta. Grazie a voi, grazie per l'opportunità, arrivederci. Arrivederci. Allora, noi andiamo avanti adesso con le notizie di cronaca, perché ce ne sono diverse sul territorio. Prima di collegarci con Christian Arboit, parlare di turismo, farvi sentire un altro spezzone raccolto dalle nostre telecamere. Vi ricordo che questa mattina, dopo 500 anni, riaprono le procuratie a Venezia. Ci sono diversi ministri insieme al presidente Luca Zaia, quindi tra pochissimo vi faremo ascoltare un altro pezzettino delle interviste raccolte dalla nostra Ilaria Marchiori e Paola Barbato. Andiamo a Padova con la cronaca. In stazione un ladro ha tentato di rubare una suora, ma è stato subito bloccato dai poliziotti. Pensava di agire indisturbato e di farla franca, non sapeva invece che i poliziotti della squadra mobile lo stavano tenendo d'occhio. Un 30enne tunisino è stato arrestato in zona stazione a Padova. L'uomo aveva appena borseggiato una suora che insieme ad una conoscente stava passeggiando vicino alla Chiesa della Pace. La religiosa era ferma al semaforo in attesa di attraversare la strada. Lo straniero le si è avvicinato e le ha sfilato dalla tasca un cellulare, ma è stato notato dai poliziotti impegnati in un servizio di controllo della zona stazione, sorvegliata speciale dopo gli ultimi episodi di violenza. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il 30enne tunisino pluripregiudicato per reati di spaccio e lo hanno arrestato. Il cellulare rubato è stato recuperato e restituito alla suora. Il tunisino è stato processato per direttissima e condannato a 6 mesi di reclusione. Da Padova ora con la cronaca ci spostiamo a Vedelago, siamo nella Marca trevigiana per la notizia di una truffa. Dobbiamo verificare la presenza di sostanze tossiche nelle condutture. La scusa dei truffatori, finti tecnici dei servizi idrici, è bastata per mettere in allarme le vittime e convincerle a far entrare i malviventi. Nel mirino, un uomo e una donna ultra ottantenni vicini di casa a Vedelago. A ingannarli 3 uomini che una volta all'interno delle abitazioni hanno rubato 200 euro e alcuni molini in oro. Solo successivamente, come accade spesso in questi casi, gli anziani si sono accorti degli ammanchi e hanno chiamato i carabinieri. La raccomandazione dei militari è sempre una: diffidare delle apparenze, non facendo entrare in casa gli sconosciuti. Attenzione ai falsi avvocati, operatori comunali o di aziende di servizi, falsi assistenti sociali o appartenenti alle forze dell'ordine. Nei casi dubbi, chiamare il 112 o rivolgersi alla stazione dei carabinieri più vicina. Restiamo nella Marca, al massacro di Pieve di Soligo con la morte tragica di Adriano Armelin. Lunedì prossimo il 36enne marocchino accusato della rapina con omicidio comparirà davanti al PM per spiegare la sua versione dei fatti. Intanto ieri un nuovo sopralluogo della scientifica nella casa dell'orrore. Alla ricerca di tracce e indizi utili per chiarire in ogni dettaglio il massacro di Pieve di Soligo. Sopralluogo dei militari del nucleo di polizia scientifica dei carabinieri nelle scorse ore dentro l'abitazione di via Schiratti nell'ex negozio di Adriano Armelin, vittima della brutale rapina. Militari a caccia di impronte e altri elementi utili per le indagini, campioni che saranno poi analizzati dagli inquirenti. Al setaccio il luogo in cui è avvenuta l'aggressione, lungo le scale ma anche al piano superiore,
eppure nell'attività da elettrauto che Armelin aveva gestito per oltre 40 anni. Intanto il 36enne Mohamed Boumarouane comparirà lunedì prossimo di fronte al magistrato. Lo straniero, accusato di tentata rapina e omicidio preterintenzionale, è rimasto in silenzio nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Questa volta potrebbe invece decidere di parlare e spiegare la sua versione dei fatti, come già espresso in questi giorni dal suo legale. La cronaca adesso ci porta a Vicenza con uno scambio di droga sorpreso dai carabinieri, inutili tentativi di disfarsi della dose. Un vicentino incensurato di 22 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della radiomobile ieri mattina erano di pattuglia in via Albinoni in città, quando all'interno di una vettura parcheggiata avevano notato lo scambio tra due persone di qualcosa di sospetto che alla vista dei militari è stato immediatamente gettato. L'involucro conteneva oltre 15 grammi di hashish. Alla ulteriore perquisizione sono stati rinvenuti altri 71 grammi della stessa sostanza, 7 grammi di marijuana, 430 euro probabili provento dello spaccio, un bilancino di precisioni e un coltello a serramanico con la lama di 20 centimetri ancora sporca di stupefacente. Lo spacciatore arrestato in flagranza di reato, ora in attesa dell'udienza di convalida. Il cliente, un uomo di 32 anni residente fuori regione, è stato segnalato come assuntore. Allora, come promesso, adesso siamo in grado di collegarci con il nostro Christian Arboit, che è insieme a Nicoletta Rizzetto. Con Christian facciamo il punto sul turismo, con le emergenze che ormai purtroppo da diversi anni stiamo vivendo e con cui stiamo convivendo. Christian, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Si passa di emergenza in emergenza, in realtà un po' tutti passiamo di emergenza in emergenza, ma ci sono settori più colpiti di altri. In queste settimane lo stiamo raccontando, c'è il settore primario, quello dell'agricoltura, in ginocchio, non c'è solo il caro bolletta, ci sono anche le materie prime, la carenza di materie prime, la difficoltà dell'approvvigionamento, che riguarda poi anche il manifatturiero, e poi c'è il settore dei servizi, su tutto la prima industria del Veneto, che è quella del turismo, che si stava rialzando dopo 2 anni di pandemia, ma che adesso deve fare i conti con troppe variabili. Per l'appunto il caro bolletta è la prima, ma adesso se ne sta aggiungendo un'altra, ovvero le preoccupazioni del mercato mondiale per quanto riguarda la guerra in Ucraina. E poi c'è un'altra variabile della quale abbiamo parlato, ma che diventerà sempre più percepita e percepibile nelle prossime settimane, soprattutto con l'avvio della stagione turistica estiva balneare, ovvero l'assenza di manodopera. Con Nicoletta Rizzetto in questo momento, Anna, mi trovo all'interno di uno degli alberghi più importanti del territorio. Mi trovo a Marconi, in provincia di Venezia, e siamo all'interno dell'Anthony Palace, una struttura ricettiva che lavora molto con il distretto veneziano del turismo, con la città d'arte di Venezia, ma anche con il turismo, diciamo così, legato al lavoro, il business. Qui con me, e adesso si avvicina, c'è Giovanni Kerr, che è direttore marketing di questa importante struttura, ma anche presidente della Federalberghi di Treviso. Buongiorno Kerr. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti gli spettatori. Ecco, se si può un attimo avvicinare. Sì, ecco, Presidente, ci scatti una fotografia aggiornata al minuto secondo. Com'è la situazione ora e com'è in prospettiva? Ci sono dei ponti molto importanti in vista, c'è la Pasqua, la Pasquetta, il 25, il primo, e poi anche il 2 di giugno, prima appunto dell'avvio della stagione balneare. Presidente. Per parlare di fotografie, in termini fotografici, direi bianco e nero, no? Quindi abbiamo dei chiari e degli scuri, abbiamo una situazione che in questo preciso momento ci dice che il turismo si stava riprendendo, c'era state delle belle avvisaglie, una buona desiderio di riprendersi. Pasqua ha dato abbastanza soddisfazione, soprattutto ai territori più votati al turismo, no? Quindi al di là della città di Venezia, tutta la parte bassa della provincia, tutte le colline del Prosecco
sono state abbastanza richieste e hanno, dai dati che ci risultano nel Federalberghi Treviso, un'occupazione abbastanza buona. Ovviamente le aziende invece che hanno lavorato con il business travel, con il traffico d'affari a Pasqua ovviamente rallentano e quindi questo è un po' normale, ma non è sostituito dai vacanzieri. Quindi una situazione un po' di chiaro e un po' di scuro. Quindi diciamo che la ripresa per certi versi c'è stata, una ripresa che riguarda soprattutto il turismo di prossimità, mi pare di capire. Il turismo che sicuramente quest'anno è legato molto all'Europa e all'Italia. I dati che abbiamo e sono in nostro possesso sono sicuramente di una crescita del turismo europeo verso la nostra destinazione, che è stata fra le più ricercate e più richieste. Non sempre però ci sono state altrettante prenotazioni e su questo dobbiamo sicuramente lavorare, ci stiamo lavorando assieme all'Enit a livello nazionale. E quindi l'Europa tornerà. Mancherà completamente invece quello che noi chiamiamo overseas, quindi l'Oriente, per le ragioni che si possono immaginare. Il Nord America era partito molto bene, ma sta rallentando proprio perché i temori della guerra si fanno sentire in modo importante. E invece l'Europa, che soprattutto i paesi limitrofi, quindi Germania in primis, Belgio, Francia e Svizzera, sono paesi che stanno facendo chiaramente ricordare che l'Italia è un paese bello dove si vuole andare a viaggiare, quindi anche la provincia di Treviso, diventa un po' come in questo periodo qua, tutte le destinazioni magari meno importanti sono quelle più attrattive, perché ti permettono di fare delle esperienze nuove e diverse sul territorio. Ecco, quindi turismo di prossimità resta quindi un po' la chiave di volta per uscire dal pantano di questi ultimi 2 anni. Poi l'altro tema, Anna, è quello della carenza di manodopera, perché è uno dei paradossi del momento per certi versi. Da un lato la crisi, una crisi cronica quasi strutturale nonostante la ripartenza, dall'altro la difficoltà a recuperare profili sul mercato, anche perché in questi ultimi 2 anni, Presidente, c'è stata una fuga di tanti operatori dal mondo del turismo. Diciamo che 2 anni senza lavoro ha fatto cambiare molta gente idea di quello che deve essere la propria professione. Aveva scelto il turismo come attività principale, ha preferito in questi 2 anni cambiare tipo di attività, andare a lavorare in azienda, in fabbrica, negli uffici commerciali delle aziende, che probabilmente offrivano stipendi più alti, possibilità di lavorare per un futuro incerto. Quindi oggi ci troviamo a 2 anni di distanza ad avere un po' di lavoro che arriva, la cassa integrazione che finisce, quindi dobbiamo rimettere in piedi questo personale, non abbiamo abbastanza lavoro per poter garantire lavoro a tutti e dove ne abbiamo non abbiamo le risorse. Quindi una situazione estremamente complicata, una situazione che metterà ancora più in difficoltà tutta la nostra categoria. Ecco, e da questo punto di vista, ne ha parlato anche 2 giorni fa lo stesso Presidente Zaia, manodopera dall'Ucraina. Ci sono bene o male 15.000 circa profughi ucraini solo in Veneto. Certo, il 30-40% sono bambini e c'è il nodo della scuola, poi per il resto sono soprattutto donne e mamme, però a loro si guarda non solo per l'assistenza sociosanitaria ma anche proprio per coprire queste posizioni scoperte negli alberghi. È una strada percorribile, Presidente? Allora, noi siamo assolutamente favorevoli e molte di queste persone qua sono, come dicevamo, donne e le donne nel mondo dell'ospitalità, della recettività hanno sicuramente una marcia in più di noi maschietti, quindi siamo ben contenti di averle nelle nostre strutture. È ovvio che magari la conoscenza dell'italiano può essere un po' un limite, perché magari molti parlano inglese ma italiano non sanno neanche una parola, e quindi dai confronti con i colleghi il confronto con i clienti italiani, questo magari un po' di difficoltà la crea, però diciamo che se ci fosse e vorremmo trovare una strada più veloce, più breve, per togliere tutte le parti burocratiche, che è l'altra cosa che ci rende particolarmente pesante la nostra attività in tutti i settori, ma anche in questo, molto volentieri siamo assolutamente tutti disponibili a prendere e a tenere a lavorare.
Ultimissima battuta, domanda secca, Presidente. Quanto manca il turismo russo, i turisti russi, quanto mancherà? Allora, il turismo russo da noi non ha mai rappresentato una cifra in termini di quantità, di numero di turisti importanti, rappresenta una perdita in quantità economica, nel senso pochi turisti ma alto spending, e quindi ne risentono tutte le strutture più belle e più lussuose, sicuramente risentono questa mancanza. Soprattutto poi alcune zone più di altre, magari meno la provincia di Treviso, Venezia molto di più, il distretto termale e la città d'arte di Venezia. Esatto. Ecco, allora io per il momento ringrazio Giovanni Chera, Presidente della Federalberghi di Treviso. Questi i temi che abbiamo messo in fila, Anna, per quanto riguarda il turismo e le problematiche di un settore che nonostante tutto si sta rialzando e che, lo dobbiamo ricordare, rappresenta il 13% del PIL in Veneto, la prima industria. Quindi è chiaro che le aspettative nei confronti di questo comparto siano elevatissime, anche l'attenzione istituzionale deve rimanere assolutamente alta. Grazie ancora a Giovanni Chera, grazie a Nicoletta Rizzetto che è qui con me, ti restituisco la linea. Grazie a voi Cristian, un saluto al tuo ospite. Allora noi in qualche modo, per rimanere in tema, vi facciamo sentire che cosa ha detto il Ministro del Turismo Garavaglia oggi a Venezia, con un nuovo spezzone che abbiamo confezionato per voi per raccontarvi quello che sta accadendo questa mattina a Venezia. Ministro Garavaglia, dunque Venezia è e resta un grande polo attrattivo di persone da tutto il mondo, e sicuramente abbiamo avuto e abbiamo ancora, ahimè, la pandemia, c'è anche la situazione in Ucraina. Ovviamente questo posto nasce in un luogo che è naturalmente votato allo scambio e all'interazione. Prego. Grazie, è un onore innanzitutto essere qua oggi in una giornata così importante. Certo, Venezia, Veneto, l'Italia hanno un patrimonio enorme. Due parole sono già echeggiate più volte, arriveranno ancora: sostenibilità e resilienza. La seconda mi piace un po' meno, poi spiego perché. Ma la sostenibilità si lega appunto al concetto di patrimonio. Se c'è un patrimonio tu devi innanzitutto non consumarlo, possibilmente farlo crescere, sicuramente farlo rendere. Ecco, qui abbiamo un esempio perfetto. Si poteva fare un minimo intervento di manutenzione, invece questo patrimonio enorme si fa rendere, si fa crescere. E questo è l'esempio di quello che dobbiamo fare, è l'esempio concreto di sostenibilità, anche perché, parafrasando il poeta Valéry, il futuro non sarà più come prima, quindi abbiamo la necessità di interventi come questo. Questo è un intervento simbolico che arriva in un momento fondamentale, perché per la guerra non possiamo fare nulla se non pregare che finisca presto, ma fortunatamente la pandemia è finita, ormai le ultime restrizioni a maggio ci abbandonano e guardiamo con serenità al futuro, e abbiamo bisogno di esempi come questi. E perché non mi piace l'altra parola, resilienza? Anche perché in fisica il termine resilienza di un materiale gli tira una pallina sopra d'acciaio e il materiale torna come prima, ma a noi non basta tornare come prima, abbiamo bisogno di fare un salto, di fare uno scatto, e questo è l'esempio di quello che ha fatto il generale qui. Quindi io, piuttosto che resilienza, parlerei di coraggio, di grinta, di entusiasmo, quello di cui abbiamo bisogno adesso. Grazie. Tra l'altro sul tema del coraggio, poi quando faremo la visita nell'ultima stanza, quella dedicata all'arte, allo studio della Ion Settinette, vedremo quest'opera stupenda, Atelier dell'errore da Santiago Mora, che si chiama Spa, che poi vedremo nel corso della visita. Prima di dare la parola al sindaco, io pregherei la regia di mandare il video del commissario.
Purtroppo non posso essere con voi a Venezia per la cerimonia di inaugurazione del progetto di restauro e recupero delle procuratie vecchie. Ci tenevo comunque, anche a nome della Presidente Ursula von der Leyen, ringraziare il Presidente Galateri, l'amministratore delegato Donnet, che mi hanno invitato, e salutare tutte le autorità presenti del governo e il sindaco di Venezia. Questa è un'iniziativa molto significativa per il patrimonio culturale e storico italiano ed europeo, e lo è per il legame tra Generali e Venezia, il leone di Venezia e il leone di Generali da circa 2 secoli. Viviamo un momento davvero particolare della storia del nostro continente, scosso da una guerra terribile, mentre ancora le ferite della pandemia globale sono presenti nelle nostre società e in particolare in tante famiglie più direttamente colpite. Un momento dove anche la valorizzazione, il recupero e la difesa del patrimonio culturale assumono un significato ancora più profondo. Bene ha fatto il governo italiano a sottolinearlo con il progetto di recupero del teatro di Mariupol. È il senso di un'apertura al futuro, di un richiamo vivo alla nostra storia, a una storia fatta di scambi, di commercio, di capacità imprenditoriale e anche di diversità, di pluralità, di volontà di confronto pacifico. È la storia di Venezia, è la storia del nostro paese e dell'Europa intera. Di questa storia è giusto essere orgogliosi per la sua straordinaria bellezza, testimoniata appunto dalle procuratie vecchie e dal progetto di recupero, e anche per i valori che contraddistinguono questa storia, la pace, la libertà, i diritti. Possiamo e dobbiamo dunque guardare alla nostra storia, al nostro unico patrimonio culturale e al futuro con fiducia e determinazione, e possiamo farlo soprattutto da Venezia, per il simbolo che questa città rappresenta per il mondo e per l'apertura verso il mondo. Vi ringrazio e davvero auguro ogni successo a questo meraviglioso progetto. Procuratie Venezia aperte dopo 500 anni grazie a questo lavoro di restauro. Allora avete visto, ci sono i ministri oggi a Venezia insieme al Presidente Luca Zaia e l'intervento di Paolo Gentiloni. Noi adesso andiamo avanti invece con la cronaca che ci riporta al territorio. Andiamo a Padova con una nuova operazione della Guardia di Finanza che riguarda l'enogastronomia. Spezie, legumi, riso, pasta e bibite, tutte riportanti etichette in lingua araba e cinese senza indicazioni chiare su ingredienti e allergeni. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 6 quintali di alimenti e 140 litri di bevande, tutti messi in commercio senza le indicazioni prescritte per l'etichettatura. L'operazione di controllo dei Baschi Verdi ha coinvolto market etnici della città di Padova. I militari hanno intensificato i controlli in questo periodo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. In zona Stanga, all'interno dei locali di una società specializzata nel settore del cibo etnico gestita da un cittadino nordafricano, erano stoccate 1.200 confezioni di generi alimentari e 280 confezioni di bibite non in regola con le prescrizioni richieste per tutelare il consumatore. I prodotti non sicuri sono stati tutti ritirati dal commercio. Ancora i finanzieri, questa volta siamo a Bassano del Grappa, hanno sequestrato un distributore stradale nel comune di Colceresa perché vendeva, pensate, carburante annacquato. Durante i controlli da parte dei finanzieri del gruppo di Bassano del Grappa, volti a verificare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi di carburanti e il corretto assolvimento delle accise su tutto il territorio bassanese, è stato sequestrato nei giorni scorsi un distributore di carburante stradale nel comune di Colceresa. I preliminari accertamenti effettuati sul luogo hanno permesso di rilevare, attraverso degli strumenti in dotazione alla Guardia di Finanza, hanno rilevato all'interno di 3 cisterne dove è contenuto carburante
carburante del tipo gasolio e benzina, la presenza anche di acqua. Nel complesso sono stati sequestrati 3 serbatoi interrati, 2 colonnine di erogazione carburante con complessive 4 pistole erogatrici e una cassa automatica. È stato riscontrato che all'interno delle cisterne di gasolio e benzina vi era rilevante presenza di acqua oltre il limite consentito dalla legge, mischiata a carburante per un totale di 18.000 litri di carburante miscelato. Allo Stato sono in corso degli accertamenti di polizia giudiziaria volti proprio a definirne anche l'origine e la tempistica, da quanto tempo era lì presente quest'acqua. Il titolare dell'impianto di distribuzione di carburante è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di frode in commercio, in quanto ha posto in vendita carburanti mescolati con acqua con duplice potenziale danno al consumatore finale. In questo caso parliamo di una frode che viene posta in essere nell'esercizio del commercio da parte del distributore. Non allo Stato, gli accertamenti in materia di accise sono in corso e saranno definiti al termine dell'attività ispettiva attualmente in corso. La Guardia di Finanza invita i cittadini a segnalare eventuali condotte fraudolente che vengono riscontrate sul territorio mediante il numero di pubblica utilità 117. Ora nella Marca trevigiana, con l'aggressione ai danni di una cittadina cinese fuori dal centro massaggi nel servizio di Nicola Marcato. Io ho paura, io così, tutto male. Pugni, schiaffi, tanto da procurarle vistosi lividi agli occhi e agli zigomi. È ancora sotto shock la donna di nazionalità cinese che ieri sera, poco dopo le 20 a Susegana, ha subito un'aggressione. I testimoni l'hanno vista uscire in strada con il volto tumefatto, scalza e è uscita urlando aiuto e per far rincorrere un uomo che si è poi defilato fra le auto e i passanti. Non conosce niente, venire per così, no, basta, capito? Non è per venire per il massaggio, per altre cose, capito? La donna asiatica e i primi passanti che le hanno prestato soccorso, pur non parlando italiano, ha fatto capire di essere stata aggredita proprio dal cliente appena fuggito. L'uomo avrebbe preteso una prestazione sessuale contro la sua volontà, malmenandola per cercare di vincere la sua resistenza. Di lì a qualche minuto sul posto sono intervenuti l'ambulanza del SUAM 118 che ha trasportato la donna sotto shock al pronto soccorso e i carabinieri della compagnia di Conegliano, titolari delle indagini immediatamente scattate per risalire al presunto responsabile del pestaggio. Adesso i carabinieri ci hanno chiesto le immagini dalle nostre telecamere. Si tratta sempre comunque di una violenza nei confronti di una donna. Perché chiaramente le donne, soprattutto in determinate situazioni e etnie, sono considerate delle facili prede, per cui è chiaro che è un atto in ogni caso da condannare. Ci fermiamo per un attimo, andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi pubblicità e poi abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme. Parleremo di privacy, sicurezza informatica, poi avremo qui in studio con noi Ricky Bizzarro dei Radio Fiera. Tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in lieve diminuzione, ma sarà un indebolimento dell'anticiclone solo temporaneo. Tempo buono con qualche disturbo nella giornata di venerdì 8 aprile. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto prevale il sole, il cielo si presenterà sereno o parzialmente nuvoloso come vediamo. Dal pomeriggio non si escludono degli acquazzoni sui rilievi e fin verso le zone limitrofe. Temperature ancora in aumento e del tutto gradevoli, minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sulle prealpi, in Carnia e sulle colline orientali cielo localmente coperto con deboli piogge a partire dal pomeriggio, altrove invece sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 15-18 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui avremo tratti soleggiati, specie al mattino, nubi in aumento però dal pomeriggio, con possibili deboli o debolissime precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime infine sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. 13:31, ben ritrovati come sempre ovviamente in diretta per questa prima edizione. Siamo nella seconda parte dove ritroviamo il nostro Lucio Zanato con il quale ci siamo collegati questa mattina. Era davanti al Caffoncello di Treviso con il direttore generale Francesco Menazzi. Questa volta parliamo invece di Brion Vega per la presentazione ad Asolo della mostra tra tradizione e innovazione, il marchio che in qualche modo ha cambiato l'immagine dell'Italia. Allora Lucio, a te la linea. Sì Anna, mi trovo ad Asolo, mi trovo al museo di Asolo, sono con Daniele Ferrazza, collega giornalista, ma in questo caso di fatto ideatore di questa mostra particolare qui ad Asolo dedicata alla Brion Vega. Daniele, intanto perché questa mostra? Perché la storia della Brion Vega ad Asolo era una storia che andava raccontata, andava ricostruita, perché è una storia bellissima e oggi c'è bisogno di storie anche belle per uscire un pochino dal periodo che abbiamo attraversato e di pensare a cosa si era stati capaci di fare 50 anni fa, più di 50 anni fa, in questo territorio, nel cuore del Veneto. Ecco appunto, però per chi non conosce Brion Vega cos'era? Brion Vega era una delle principali aziende, industrie dell'elettronica italiana, produceva radio e produceva televisori. L'intuizione degli imprenditori fu quella di far disegnare le radio e i televisori a designer di fama mondiale, come questo cubo TS502 che è entrato nella storia della radio italiana. Ecco, allora proprio per questo Daniele, io adesso mi metto dietro la telecamera e insieme a Daniele andiamo invece a vedere, diciamo così, alcuni personaggi che fanno parte proprio di questa storia. Allora Daniele, facciamo vedere un po' meglio questo cubo. Questo cubo è uno dei pezzi più iconici di Brion Vega, realizzato nei primi anni 60 per disegno di Marco Zanuso e di Richard Sapper, due tra i più grandi designer. Si trova al MoMA di New York tra i pezzi più iconici del design mondiale. Quant'è che costa adesso una cosa del genere? Adesso vengono riprodotti perché l'azienda è ripartita sotto nuove spoglie, ma adesso nel mercato dell'antiquariato costano da 200 euro in su. Bene, però qui insomma abbiamo diversi altri pezzi, ma soprattutto abbiamo tanti personaggi ancora. Abbiamo i protagonisti di questa storia, perché dietro a ogni pezzo c'erano ovviamente i designer famosi, ma alla fine chi produceva, chi realizzava, chi componeva queste radio, questi televisori erano le persone come Franco Gigliello, che ha 85 anni ed era il capo fabbrica di quell'azienda. Visto che sei un giornalista, intervistalo tu. Tutta l'iniziativa è nata dall'amicizia con Franco e dal fatto che Franco è stato il capofabbrica di questa azienda ed ha a disposizione tutti i pezzi prodotti nello stabilimento di Asolo tra gli anni 60 e gli anni 70. Abbiamo deciso di farlo con la collaborazione della Proloco, straordinaria associazione, a dimostrazione che le Proloco possono fare anche queste cose qui. Franco ha 30 anni, lui era a Milano, lavorava in azienda e prima in altre aziende, in Philips e in altre aziende dell'elettronica. A 30 anni il padrone gli dice: voglio aprire uno stabilimento ad Asolo, vai tu ad aprirlo, organizzalo, assumi chi vuoi e portalo alla produzione. È semplicissimo, è stato così, non ho fatto altro che arrivare qua, assumere le prime 8 persone, cominciare ad insegnargli a saldare eccetera. Man mano la fabbrica cresceva, dai componenti che facevamo per Milano siamo arrivati a fare prima la con la fonovaligia, poi abbiamo fatto il 502 che è il cubo, poi abbiamo fatto l'algol che è questo, poi abbiamo fatto questo che si chiama Volans e questo è l'ultimo praticamente che abbiamo fatto in bianco e nero.
Dopodiché sono cominciati i problemi perché è arrivato il colore, abbiamo cominciato con l'algola a colore, insomma tutti quelli che vedete qua. E poi il 505 che è una versione diversa sempre del cubo. Ecco, io una domanda però ce l'ho per lei. Ma lei, venendo da Milano a 30 anni, cosa ha provato a venire qui in campagna e lasciare la grande città dove c'era lo sviluppo? Perché qui tutti avevano il sogno di andare a Milano, lei invece da Milano veniva in campagna. Bravo, un'occasione del genere non la potevo perdere, quella di venire qua. E poi è stato facilissimo perché le persone erano tutti giovani, quelle che abbiamo assunto 16, 17, 18 anni, ma erano bravissime, erano attaccatissime al loro lavoro ed è stato molto facile, insomma. Bene. La cosa bella, scusami Lucio, è che questa fabbrica fu fatta progettare a uno dei designer che aveva realizzato i pezzi più importanti della Brion Vega, Marco Zanuso, un architetto e professionista milanese molto importante che ha fatto questo progetto, una fabbrica bella. Una fabbrica organizzata bene, costruita secondo tipologie costruttive molto innovative, molto originali, con una grande vetrata sulle colline di Asolo, con delle postazioni per ciascun lavoratore molto ordinate, composte. E questo è il progetto originale che noi abbiamo trovato negli archivi del municipio di Asolo, che ovviamente insomma, è partner di questa iniziativa, firmato da Marco Zanuso e da Giuseppe Brion, 1963. Senta, in questa storia molto c'è anche del pubblico, perché qui c'è il comune che ha dato una mano. Qui c'è una storia molto bella, appunto perché il comune incontra questo imprenditore che è originario di qua, di San Vito di Altivole, ma ha costruito la sua azienda a Milano, viene, incontra il sindaco, all'epoca si chiamava Giovanni Fantinelli, un sindaco che è stato molto longevo perché ha fatto per 25 anni il sindaco di Asolo, e si parlano e trovano un accordo. Il comune ovviamente è interessato a che questa azienda apra nel territorio asolano e assuma almeno 200 operai. La cosa avviene attraverso un contributo che il comune di Asolo dà a questo imprenditore, un contributo di 13 milioni e 500 mila lire di vecchie lire, perché questo imprenditore compri la terra dove poi è stato realizzato e costruito lo stabilimento bellissimo che ancora oggi è aperto, anche se è di un'altra azienda. Ecco, dietro di te c'è una foto che fa vedere proprio la particolarità di questo stabilimento per quegli anni. Era uno stabilimento che era, diciamo così, in sintonia con il territorio, era innovativo sotto il profilo, diciamo così, progettistico, però era anche uno strumento, anzi era veramente un'opera d'arte. Il senso anche di questa mostra è questo, è anche questo, far capire a tutti, a tutta anche la classe imprenditoriale, la classe dirigente, che nel 1963-64 ad Asolo si costruivano fabbriche e capannoni belli. È possibile realizzarli belli, lo dico poi perché tutto quello che è successo dopo nel nostro Veneto purtroppo dimostra una cosa un po' diversa. Questa vetrata che dà sulle colline, questo assetto architettonico è straordinario. Il parco era circondato da opere d'arte di artisti contemporanei dell'epoca, era stato disegnato da un paesaggista importante, Pietro Porcinai. Fare una fabbrica bella, certo costa di più fare la fabbrica bella, ma dopo 50 anni siamo qua a celebrarla. Ecco, chi è il prossimo ospite che ci fai conoscere? Il prossimo ospite è uno dei dirigenti assunti da Franco, si chiama Francesco Minato ed era uno dei responsabili di questa fabbrica. Sì. Francesco Minato, allora, lei è qui di Asolo e ha deciso di venire a lavorare in Brion Vega, ma per uno insomma che veniva dalla campagna, imparare a saldare, a fare televisione non era una cosa un po' strana? No, era, se vogliamo, una cosa piacevole più che strana. Ho imparato facilmente perché venivo da scuola anche del centro di addestramento professionale di Fonte, dove mi sono praticamente diplomato in elettronica e quindi già conoscevo i principi fondamentali per poter crescere in questa meravigliosa azienda. Ecco, perché era meravigliosa la Brion Vega? Perché era bella, era funzionale, alta, spaziosa, con questi funghi alti e bassi, inserito in questo contesto verde, piacevole in tutti i sensi. Insomma, andare in fabbrica non era un peso? No, era un piacere, eravamo tutti contenti, un clima meraviglioso, sereno. Andavano a lavorare felici, è una delle frasi che abbiamo raccolto dai racconti di questi lavoratori che appunto circondati da tanta bellezza lavoravano più volentieri. Lavoravano però perché poi i tassi di produttività erano comunque elevati, insomma, perché hanno prodotto migliaia di televisori, migliaia di
di radio. Ecco, ma io quello che volevo capire, questa mostra sta a significare che poteva esserci, anzi c'è stato, diciamo così, un metodo industriale diverso in questo nostro Veneto. Assolutamente, è il modello che noi abbiamo chiamato ispirazione olivettiana, perché Marco Zannuso, Giuseppe Brion frequentavano e conoscevano questo modello di fabbrica innovativa che era il modello Olivetti, che già molte altre fabbriche erano nate in quel periodo in Italia. E una cosa da dire, secondo me, che ha contribuito, diciamo, a questa magia è che negli stessi anni, tra il 60 e il 70, ad Asolo viveva un grande architetto, Carlo Scarpa, che poi realizzò la tomba per questo imprenditore che morì prematuramente. Il fatto che ci fosse qui, che vivesse Carlo Scarpa ad Asolo e che nello stesso periodo è nata una fabbrica bellissima e una tomba monumentale apprezzata da tutto il mondo, non è un caso, secondo me. Quindi è un caso, cioè non è un caso, ma è un'opportunità quella di venire qui a vedere non solo la tomba Brion, non solo la fabbrica che esiste tuttora, anche se in questo momento c'è un'altra azienda, ma soprattutto venire a vedere questa mostra. Assolutamente, in un contesto così, tutto questo l'abbiamo chiamato la fabbrica della bellezza e siamo all'interno di una sala che ha amministrato la giustizia 500 anni fa, la sala della ragione del Museo Civico. Ecco, la terza ospite di questo nostro breve viaggio chi è? Si chiama Emma Toffolo, è una delle lavoratrici più iniziali di questa fabbrica, è una signora elegantissima a cui noi vogliamo molto bene, che ci ha aiutato molto nella raccolta di fotografie, testimonianze e memorie. Ecco, Emma, dietro di lei c'è una foto particolare che vede le sue colleghe, forse c'è anche lei magari lì in mezzo. Sì, no, in questa foto non ci sono, comunque come potete vedere eravamo proprio piccoline, giovanissime. Ecco, ma per una donna cosa significava andare a lavorare in Brion Vega? Significava intanto evadere dalla famiglia, dai lavori consueti che allora c'erano, che non ci piacevano, e cominciare a scoprire un mondo diverso, un mondo nuovo, un mondo bello, e vedere i nostri prodotti finiti nelle più belle. A proposito di cose belle, lei qui ha un pezzo suo in mostra, vero? Sì. Ci vuole raccontare questa storia? Allora, questo pezzo era uno fra i più costosi che la Brion Vega avesse creato. E lei se l'è comprato a rate? E io e mia sorella, perché era molto costoso, costava come un'auto, ecco, un'utilitaria. E ci eravamo innamorate di questo pezzo e lo volevamo a tutti i costi. E abbiamo messo insieme le nostre risorse e con delle rate mensili l'abbiamo acquistato e tenuto con grande amore. Quanti anni ha questo pezzo? Beh, questo pezzo ha 55 anni. Ci faccio vedere che è un pezzo di design oltre che, diciamo così, uno strumento per ascoltare la musica, perché può diventare un cubo. Sì, può diventare un cubo, basta alzare gli altoparlanti e inserirli. Aspetta, Franco. Ecco, così insomma si inseriscono sopra. Inseriti qua, uno accanto all'altro, e eccolo qua, e cambia. Per cui non c'era nessuna azienda che potesse essere, era inavvicinabile un prodotto così, non lo faceva proprio nessuno. Grazie. Daniele, ci avviciniamo alla fine di questo nostro collegamento. Un buon motivo, insomma, per venire a vedere questa mostra. Un buon motivo, perché Asolo è sempre un buon motivo dove andare a passare un fine settimana, ma anche un giorno della settimana, per vedere, circondarsi di bellezza, diciamo. Questa è una storia che parla di bellezza, che parla di lavoro, che parla di economia, e quindi insomma un arrivederci ad Asolo per tutti gli ascoltatori. Quanto rimarrà aperta questa mostra e poi diventerà anche itinerante? Rimarrà aperta per tutto il mese di aprile, compreso il giorno di Pasquetta, e poi qualcuno ce la sta chiedendo, quindi è a disposizione delle amministrazioni o delle associazioni che vorranno procurarsela. Grazie Daniele Ferrazza. Adesso io vi faccio vedere un'ultima immagine, che è quella iniziale di questa mostra con cui chiudo questo collegamento, e l'immagine è dei fondatori, ovvero di Giuseppe Brion, nato a San Vito di Daltivole, della moglie invece nata a Santa Giustina in Colle, e poi di Leone Paietta, che è stato, diciamo così, il primo direttore ufficiale, insomma, di questa azienda. 3 volti del nostro Veneto che sono andati prima a Milano, poi sono tornati qui per portare quella fortuna che avevano iniziato a fare proprio in Lombardia. E con questo Anna ti restituisco la linea.
Grazie Lucio Zanato con il tuo ospite collega Daniele Ferrazza. Allora avete visto, no? In questa diretta abbiamo toccato vari punti, dalle procuratie di Venezia, questa mattina sono arrivati diversi ministri in territorio veneto con il presidente Luca Zaia, l'apertura delle porte delle procuratie di Venezia chiuse ormai da 500 anni, poi il passaggio con il direttore generale dell'ULSS 2 di Treviso per parlare di Covid, ma anche ricordare il primo trapianto che fu fatto in Italia nel 1985 di cuore, quindi il primo passaggio l'abbiamo fatto proprio con lui parlando di sanità. Ora in qualche modo vogliamo tornare a parlare della guerra in Ucraina e non solo, perché è una guerra che viene raccontata mai come in questo caso anche sui social network. Ricorderete le primavere arabe con le guerre che sono state raccontate a suono di Twitter, e poi invece gli attacchi dell'ISIS con gli scambi su Facebook tra i giovanissimi che provavano a raccontare gli orrori della guerra. E questa volta invece la guerra è raccontata dai giovani su TikTok, ma è raccontata anche nelle sue menzogne, nelle sue verità, attraverso gli strumenti che internet ci ha regalato, tra questi anche quello di Google Earth, che avrebbe smascherato insomma le menzogne della Russia sul massacro di Bucha. E per parlare di questo, per parlare del nostro mondo digitale e di tutti i pericoli e le insidie che questo essere così social comporta, abbiamo invitato Valentino Pavan, consulente privacy, protezione dati personali, e poi è un esperto informatico. Valentino, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, grazie a lei per essere con noi. In qualche modo vogliamo provare a far capire che dietro questo nostro nuovo mondo digitale, un mondo al quale non possiamo più fare a meno sostanzialmente, noi dobbiamo capire che esistono dei compromessi. Noi dobbiamo capire che esistono dei compromessi per poter utilizzare tutte le piattaforme digitali che siamo abituati ad avere e che ci danno dei servizi che stanno diventando imprescindibili. Qual è questo compromesso, Valentino? Il compromesso è dato dalla necessità di imparare ad utilizzare questi strumenti, perché sono dei strumenti che, come diceva lei, sono imprescindibili ormai per la vita che viviamo quotidianamente, però hanno dei risvolti della medaglia che se non gestiti in maniera corretta portano per esempio a far sì che tutte le informazioni che vengono acquisite costantemente possono essere gestite senza che noi lo sappiamo, cioè che senza che l'utilizzatore se ne renda conto, e quindi possono essere utilizzate anche per delle finalità che non sono quelle che noi credevamo, che speravamo. Ecco, noi abbiamo degli strumenti per poterci tutelare, no? Esiste la nuova normativa sulla privacy. Che cosa ci dice questa normativa? Beh, questa normativa, che è una normativa europea, non solo italiana, è un regolamento che prende il nome di GDPR, che è l'acronimo, però è un regolamento estremamente importante perché è stato fortemente voluto dalla Comunità Europea proprio per andare ad aiutare i cittadini a trovare i modi corretti nell'utilizzare queste piattaforme social e comunque web, ma anche proprio in qualsiasi momento in cui un cittadino fornisce i suoi dati per essere utilizzati per qualsiasi motivo. Parte da un presupposto che è importantissimo, perché la Comunità Europea, primo posto al mondo, ha deciso di paragonare il trattamento dei dati, cioè l'utilizzo delle informazioni dei cittadini, a un diritto di libertà, e questo è qualche cosa di estremamente importante, estremamente forte. Quindi sostanzialmente se noi impariamo a utilizzare nella maniera più corretta questi strumenti, possiamo pensare di essere comunque liberi? Assolutamente sì. Questa cosa è proprio il fondamento principale, cioè bisogna imparare a dominarli, a sapere quali sono i rischi, sapere quali sono gli strumenti che abbiamo per evitare questi rischi. E giustamente, come dice lei, la cosa più importante da fare è imparare ad utilizzarli. Ci vuole formazione e consapevolezza. Allora, che cosa dobbiamo sapere? Beh, dobbiamo sapere che esistono degli strumenti che voluti da questo regolamento europeo che ha imposto alle aziende che utilizzano i nostri dati, sia tramite il web che comunque anche tramite dei contratti, delle attività di trattamento dato che vengono fatte anche quando entriamo in qualsiasi negozio o cerchiamo di usufruire di qualsiasi servizio,
che obbligano a informare in maniera corretta e precisa con dei documenti che si chiamano informative sulla privacy, che non sono più quelle di una volta, che erano difficili da comprendere, molto estese. Possiamo dire quasi illeggibili, Valentino, tante volte arrivavano, erano una pappardella che insomma si firmava, si diceva accetto e poi si lasciava andare. Sì, assolutamente sì, e questo è un problema perché nessuno sapeva che cosa c'era scritto dentro quei documenti. In realtà adesso il garante, tra l'altro, è diventato anche molto punitivo con chi non rispetta questo dettame, che questi documenti devono essere estremamente semplici, facilmente comprensibili e leggibili in brevissimo tempo, cioè parliamo di pochi secondi, in modo tale che uno sappia che cosa va incontro nel momento in cui consegna, affida. Il GDPR parla di affidare i dati, quindi c'è proprio il concetto di fiducia, affida i dati a qualcuno perché li utilizzi per rendere un servizio che è stato chiesto. Senta, ma fino a che punto noi possiamo scegliere di non condividere i nostri dati nel momento in cui decidiamo di approdare ad una tecnologia sempre più social? Fino a che punto possiamo scegliere di tutelarci, cioè di voler mantenere in toto la nostra privacy? Dobbiamo anche accettare di mettere sul piatto qualcosa? Beh, in realtà qua il discorso è abbastanza complesso, perché tutto quello che è necessario per far funzionare una piattaforma social o comunque un sito web è scontato che dobbiamo accettarlo, perché altrimenti non possiamo, cioè la piattaforma non funziona. Però tutte quelle attività successive che vengono fatte di profilazione, di indicizzazione per finalità di marketing, cioè per mandarci delle pubblicità, devono essere deve essere richiesto il consenso da parte di chi ha fatto il sito web per poter accedere a quei dati. Quindi noi dobbiamo sempre poter avere la possibilità di dire sì oppure di dire di no. Sostanzialmente questo è quello che è cambiato. Assolutamente sì, e anche lo si può notare ultimamente in maniera più forte dal 10 di gennaio di quest'anno, che tutti i siti web, o meglio non proprio tutti, ma quelli più virtuosi, hanno incominciato a cambiare quella cosa odiosa che è quel cookie banner, cioè quella finestrella che appare ogni volta che navighiamo su internet, che ti chiede guarda, dammi il consenso per trattare i tuoi dati, per mandarti le pubblicità, per profilarti, eccetera. Una volta erano sempre già preselezionati e attivati, adesso devono per forza essere deselezionati e deve essere l'utente che decide di attivarli oppure no, e questa è già stata una conquista notevole. Quindi, se un sito è stato così, bisogna andare via. Senta, tocchiamo un attimo brevemente il tema dei giovani. Questi 2 anni di Covid hanno costretto tantissimi ragazzi nelle loro case e le loro relazioni personali sono diventate sostanzialmente attraverso i social network. Quali sono gli errori a cui bisogna stare attenti? Quali sono i consigli che si possono dare anche eventualmente alle famiglie proprio nella gestione dei social network che possono avere i ragazzi? Le social network c'è il fatto che sono delle piattaforme che sono assolutamente poco controllate e i giovani le vivono in maniera molto leggera, non rendendosi conto che tutto quello che passa attraverso quelle piattaforme è permanente, cioè rimane lì e non si sa a chi possa accedere alle informazioni che noi abbiamo postato, che quindi può vedere quello che noi abbiamo condiviso, magari pensando di averlo fatto solo con i nostri amici, in realtà l'abbiamo condiviso con tutto il mondo social. Qua ci sono 2 rischi: uno che le informazioni che vengono postate rimangono là in maniera per un tempo indeterminato, ma soprattutto può essere anche che si incorra in determinati reati, perché può esserci la diffamazione, possono esserci che qualcuno si senta offeso da quello che viene postato e là rimane, cioè diventa un problema grosso. Senta, lei che lavora con le aziende, in quali errori è incappato? Quali errori ha intercettato? Magari sono cose che si fanno proprio per superficialità. Sì, assolutamente sì, ma anche storia recente, per esempio, di dipendenti di alcune aziende che hanno postato dei documenti anche riservati magari in dei blog che utilizzavano per pubblicizzare se stessi, e questi sono degli errori che sono molto gravi dal punto di vista del GDPR, perché vengono sicuramente sanzionati, ma uno magari lo fa senza saperlo, magari cercando di trovare
stesso, però non si rende conto che danneggia altre persone che possono chiederne conto. Secondo lei la cultura della protezione dei dati personali è sufficientemente diffusa nel nostro Paese? Ci ritroviamo ad esempio noi a parlarne per la prima volta, no, di questo nuovo regolamento. Beh, allora, non è sufficientemente diffusa, infatti è una delle cose più importanti che ci chiede sempre il garante della privacy a noi consulenti, che è quello di fare più formazione possibile, tant'è che anche quando andiamo nelle aziende, un'azienda non viene adeguata in maniera corretta dal punto di vista del GDPR se alla fine non viene fatto un percorso di formazione a tutti gli addetti, cioè tutte quelle persone che trattano dati all'interno dell'azienda, proprio per creare consapevolezza e per creare perché sappiano quello che deve essere fatto. Poi viviamo in un mondo che in qualche modo non può prescindere, no, dall'essere digitali, quindi adesso al di là dei social network, lei di recente in un suo articolo nominava Alexa come una delle modalità con cui noi comunichiamo all'interno delle nostre mura di casa, ma poi insomma sostanzialmente stiamo comunicando qualcosa di noi ad un server. Assolutamente sì. E questo è un bel argomento, nel senso che bisogna sapere che tutto quello che viene detto a questi strumenti, che sono questi assistenti virtuali, in realtà non rimane confinato dentro la scatola che noi vediamo, bensì questi, per darci una risposta, devono mandare tramite internet le richieste che noi gli diamo, quindi la registrazione della nostra voce, ad un server che elabora quello che abbiamo detto e ci dà la risposta, no? Questo in tempi rapidissimi, nessuno si rende conto che in realtà tutto questo viene registrato. Ci sono degli stati in giro per il mondo, primi su tutti gli americani, che hanno per una legge contro antiterrorismo possono accedere a tutte le informazioni che vengono registrate in questi server, e quindi in realtà noi stiamo distribuendo quello che diciamo, quello che pensiamo, le richieste che abbiamo a delle persone che in realtà magari non ci pensiamo, ma ci stanno ascoltando. Adesso non voglio far paura, però è un po' così. Però insomma è la realtà delle cose, no? È il famoso compromesso che abbiamo citato all'inizio del nostro collegamento. Secondo lei, dal punto di vista normativo, la politica potrebbe fare qualcosa in più per la tutela dei nostri dati personali, o così com'è questo regolamento è sufficientemente pragmatico? Beh, allora, questo regolamento è veramente ben fatto. C'è da dire che non è un qualche cosa che si applica in 2 giorni, quindi servono i tempi tecnici perché tutto questo sistema funzioni. Però siamo, secondo me, non solo secondo me, sulla buona strada. Senta, in ultima battuta le chiedo, no, un collegamento con questa guerra che viene raccontata sui social network e tutti gli strumenti, no, digitali che abbiamo a disposizione, che stanno svelando anche le menzogne. Non è il nostro campo, non siamo esperti di politica né di diplomazia internazionale, ma fino a dove si può arrivare nel comunicare, fino a dove forse è giusto arrivare anche a livello etico nel comunicare la guerra anche attraverso i social network e usare i social network per comunicare la guerra? Comunicare la guerra tramite social network, questo è un mio pensiero, è sicuramente una cosa corretta, anche perché in teoria tramite social network c'è una comunicazione più indipendente, quindi probabilmente si riescono ad avere delle informazioni più veritiere. Giustamente diceva lei quel caso dei morti per strada, che c'era la discussione tra Russia e il resto del mondo che dimostravano che quei morti non erano là da tempo, diciamo, erano stati uccisi in maniera inappropriata. Ma dopo, per carità, dopo c'è anche un altro risvolto della medaglia, che tra l'altro c'è stata anche una nota da parte del garante che non è che perché siamo in guerra sia tutto lecito, quindi per esempio postare le foto dei bambini che scappano, cioè dei minori che vivono questa guerra. Esistono dei limiti sostanzialmente, lei dice? Sì. Cioè non è che perché sia tutto portata di mano sia sempre tutto lecito.
Grazie a Valentino Pavan per questa fotografia, no, del compromesso che questa nostra vita sempre più digitale ci ha imposto, ma anche degli strumenti che noi abbiamo a disposizione per poterci difendere. Dove possiamo trovare qualche informazione in più, magari se ci dà qualche indicazione a livello di contenuti per approfondire le tematiche? Beh, c'è sicuramente la fonte ufficiale, che è quella del sito del Garante della Privacy, dove, che tra l'altro è un sito molto ben fatto, dove ci sono informazioni proprio su tutte le attività che vengono fatte, su tutte le attenzioni, vengono prodotte costantemente delle informative, dei documenti semplici da comprendere, proprio per aiutare la gente a capire come deve comportarsi. Come provare, esatto, a esercitare davvero la nostra libertà nei confronti di queste piattaforme digitali con cui ormai abbiamo imparato a convivere. Valentino Pavan, consulente privacy, grazie per essere stato in nostra compagnia, davvero, arrivederci, buon lavoro. Grazie. Allora, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Nell'ultima parte avremo qui in studio con noi Ricky Bizzarro, diciamo in rappresentanza del gruppo di Radio Fiera. Sono 30 anni per loro di carriera, il rock raccontato attraverso la lingua veneta, attraverso il dialetto. Allora noi andiamo in pubblicità e poi lo porteremo qui in studio con le immagini e i racconti dei successi di una vita. Alberto. Eccoci, ben ritrovati. Allora sono le 14.05 e come promesso avremmo dedicato questa ultima parte della prima edizione alla musica e ai grandi successi dei Radio Fiera, che quest'anno compiono 30 anni. Allora non potevamo non avere qui in studio con noi, come ti possiamo chiamare, Ricky? Patron, portavoce? Ricky Bizzarro. Ricky Bizzarro, cantante dei Radio Fiera e fondatore insieme a Beppi Fedato. Buongiorno, grazie per essere qua con noi. Ma è un piacere essere qui con voi. Allora, sono 30 anni di storia, un compleanno importante, anche perché in qualche modo la vostra storia, che parte nel 92, e adesso proviamo a raccontarla, no? Voi siete partiti in una specie di garage scantinato, avete iniziato a fare le prime prove, ma quando esattamente avete capito che una passione avrebbe potuto diventare, ma insomma, un lavoro? Sì, allora va detto che noi abbiamo iniziato nell'80 in quel luogo là, che era una cantina che il prete, il parroco di Fiera, della parrocchia di Fiera, ci aveva messo a disposizione, un po' anche per levarci dai pericoli, no? Come si diceva, avevo 18 anni, 17-18 anni ed erano tempi, poi un quartiere anche piuttosto tumultuoso, quindi sai, il prete cercava di darci un attimo una direzione, quindi ci ha detto suonate là sotto, ci siamo messi a suonare, da lì è nata la passione con varie formazioni finché siamo approdati al 92, in cui abbiamo formato un gruppo vero e proprio, si chiamava Radio Fiera, perché Fiera, il quartiere, la radio, ci siamo immaginati questa sorta di radio clandestina da sottoterra che trasmetteva queste, e abbiamo formato questa cosa qua e abbiamo iniziato, come dire, non per gioco, perché eravamo molto motivati. Poi sai, abbiamo mandi via le cassette, abbiamo vinto Rock Targato Italia, Festival Nazionale a Milano, siamo andati a Milano, siamo entrati in quell'ambiente milanese, insomma, che dal tempo della musica, degli artisti e tutto, e là abbiamo capito che insomma un piccolo sentiero poteva aprirsi anche per noi. Allora, Fiera, quartiere di Treviso, siamo nella Marca trevigiana, perché tu sai che qui ci vedono da tutto il Veneto ovviamente vi conosce, poi voi avete fatto anche una bella conferenza stampa al Teatro Comunale di Treviso proprio per presentare, no? Questi 30 anni con il nuovo singolo, con il disco e quella che sarà poi il vostro racconto di questi 30 anni, perché avete degli appuntamenti, no? Da qui in avanti. Sì, abbiamo degli appuntamenti. Allora, 30 anni, va detto che tu hai nominato la conferenza stampa, che non smetterò mai di ringraziare il nostro sindaco Mario Conte, che è una persona assolutamente ricettiva, è stata ricettiva per questa cosa qua, per, come dire, per evidenziare, no? le famose eccellenze del territorio. Si parla sempre di eccellenze del territorio, anche i musicisti e gli artisti lo sono in qualche maniera, no? Poi sai che c'è anche nessuno è profeta in patria, e noi non lo siamo stati per tempo, siamo stati profeti altrove, ma
Tanto stiamo guardando, Ricky, le vostre foto. Qua siamo sulla Marmolada, sul ghiacciaio della Marmolada, a Rifugio Pianfiacconi. Abbiamo fatto un'alba, là ci chiamavano, qua ero giovane. Quanti anni fa? No, qua no, adesso non so datarti le cose. Noi abbiamo fatto molti concerti, più di 1000. Abbiamo fatto molti dischi, abbiamo lavorato non solo con la Serie A, perché io dico, ma anche con la Champions League abbiamo lavorato. No? Cioè proprio con quelli importanti, con le persone importanti, sia fotografi, perché vedo le foto, sia fotografi importanti, sia artisti importanti, sia produttori importanti, e quindi è stato un viaggio di 30 anni che mi ha formato non solo professionalmente ma anche umanamente. Ho incontrato dei mentori, no, strada facendo, che mi hanno insegnato anche un po' a vivere, oltre che a scrivere una canzone o a suonare. Anche perché se c'è una cosa che in qualche modo dobbiamo raccontarvi dei Radiofiera è che non c'è soltanto la passione e l'amore per la musica, poi ovviamente il dialetto, che è anche questo che vi ha reso particolari, anche perché non avete mai smesso di cantare in dialetto. Voi avreste potuto partire dopo scegliere di uniformarvi, no? Anche al mercato, invece avete fatto un po' una scelta controcorrente. Questo racconta forse una tensione al territorio continua, cioè voi siete andati anche a Cuba ma poi tornate sempre, no? Sempre, e io dico sempre metaforicamente come se io avessi un elastico legato attorno alla vita e con un capo attorno alla vita e l'altro legato al campanile di fiera, no? Io posso allontanarmi quanto voglio, ma quando l'elastico si tende mi riporta inevitabilmente al punto di partenza. Sono come le anatre del Sile, selvaggina stanziale, non riesco a staccarmi dal luogo, e per anni, per molto tempo questo è stato, l'ho considerato un mio limite. In realtà lo considero un tesoro, perché ho raccontato, il discorso è che bisogna sempre raccontare bene il luogo, no? E per raccontare bene un luogo bisogna viverlo e viverci. Poi sai, è un piccolo mondo inserito in un mondo più grande, quindi quando io parlo in certe canzoni, e questo mi è successo, io scrivo una canzone e persone che abitano anche al di fuori del nostro paese leggono il testo e si riconoscono, perché alla fine il messaggio è un adolescente nato a Fiera, un adolescente nato in una provincia della Germania, adesso voglio dirti, quando sei adolescente i dolori, le aspirazioni, i sogni sono quasi tutti uguali. Sono simili, quindi ci si può ovviamente anche riconoscere. Allora, nel 92 partite con Radiofiera così come, con questo nome, così come lo conosciamo, e poi nel 95 arriva il primo successo con Piova. Lì voi approdate alla Sony, cioè qual è stato il passaggio secondo te? Cosa è successo? È stato, come ti dicevo prima, Rock Targato Italia, siamo andati a Milano abbiamo fatto questo pezzo che io avevo scritto in dialetto, Piova, di cui mi vergognavo anche di aver scritto in dialetto un pezzo, perché ho detto mamma mia il dialetto funziona, però mi è venuto... Quindi inizialmente c'era un po'... Sì, non potevo farne a meno, ho scritto una cosa, cioè è stato come dire un'urgenza. E a Milano i produttori hanno capito, poi De André aveva fatto Croesa de Ma, quindi in dialetto, il dialetto aveva iniziato a prendere una forma, e là ci hanno detto ok facciamo, ci hanno portato al Condulmer Studio, che al tempo registravano tipo i Simply Red, Shade. Abbiamo registrato Piova assieme a Vasco Rossi, siamo stati 20 giorni assieme a Vasco Rossi, lui registrava Gli spari sopra, noi registravamo Piova. Allora, quello che stiamo vedendo, Ricky, sono le immagini del nuovo video che voi avete realizzato, tra l'altro proprio di recente, Occi Bei. Sì. Quindi parliamo di Piova del 95, andiamo al 2022 con Occi Bei, questa formazione attuale, quindi Ricky Bizzardo, Giuseppe Beppi Fedato, Massimiliano Bredariol, Francesco Barbato e Marco Feltrin. Esatto. E sono loro. Allora, qui siete tra l'altro all'interno di un locale trevigiano, sì. Quindi il territorio torna, rimane, no? Nonostante tutto. Il territorio è sempre radicato nei Radiofiera, noi raccontiamo il territorio e questo è proprio un valore che noi ci diamo, che io mi do da sempre. Io voglio raccontare il territorio, lo racconto nella lingua del territorio, quella più fruibile, quella che racconta meglio il territorio, perché la nostra lingua, il dialetto è una lingua vera e propria, la nostra lingua racconta molto meglio, secondo me,
che non altre lingue. Quello che noi vogliamo dire, ci sono, tu lo sai, insomma, lo sappiamo un po' tutti qui, anche quelli che ci stanno ascoltando da casa, che è una lingua che è perfetta per raccontare questo. Quindi noi non ci siamo mai staccati dal territorio, anche e soprattutto con la lingua. Però com'è cambiato il territorio in questi 30 anni? Com'è cambiato il pubblico in questi 30 anni? Guarda, a parte i 2 anni di Covid che ci hanno stravolto, ma poi arriveremo anche a questo. Guarda, la nostra fortuna, ma anche una medaglia, credo, una piccola medaglia, è che noi abbiamo visto in questi 30 anni, come dire, ai nostri concerti vengono i ragazzi di 30 anni fa e vengono i ragazzi di oggi. Cioè Radio Fiera è stato una cosa che ha attraversato le generazioni e ha attecchito in ogni generazione. E quindi questo è stato il motivo per cui resistiamo dopo 30 anni. Certo. Non sarebbe stato possibile essere qui dopo 30 anni se non avessimo avuto una risposta di pubblico. Quindi questo funziona, questo ha sempre funzionato, insomma, il pubblico ci ha sempre seguito. Questa è un po', come dire, la cifra stilistica di Radio Fiera. È il dialetto, è far riconoscere le persone, che poi funziona così in qualsiasi artista, cioè il fruitore deve sempre riconoscersi su chi sta sul palco in qualche maniera, no? in qualsiasi forma artistica. La cosa bella è che voi siete un po' un gruppo sui generis, nel senso che Ricky, ti conoscono in tanti, ma perché ti si vede girare per la città, sei attivo, ci siamo incontrati anche ieri quando c'era la cerimonia per il bombardamento del 7 aprile. Non ne manchi una, ma non solo tu, anche i ragazzi Radio Fiera. Quindi l'esserci e quindi mettersi davvero all'ascolto delle persone, che insomma è una pratica un po' inusuale, no? Perché i gruppi adesso sono quasi inarrivabili, no? E costringono i loro fan a scrivergli sui social network, ma poco altro, cioè il contatto non c'è. Voi avete scelto di mantenerlo sempre questo contatto, anche fisico? Sì, non solo mio, anche quelli della mia generazione continuano a fare così, e le nuove star della musica eccetera sono assolutamente virtuali, comunicano solo tramite i social, e quindi sembra che vivano in un altro mondo, in un altro pianeta, ed è questo che probabilmente attira anche l'attenzione dei ragazzi e degli adolescenti. Noi siamo ancora un pubblico, noi siamo ancora una band che cerca un contatto col pubblico. Io le mie canzoni le scrivo immaginandomi dei personaggi che ho conosciuto, delle cose che mi dicono, cioè io attingo dal territorio, dalla gente che mi sta attorno per scrivere le mie canzoni, è il mio magazzino, diciamo. E allora, a proposito di territorio, noi stiamo vedendo, questa è la Chiarastea, perché voi insomma vi adoperate anche per il territorio. Cos'è la Chiarastella? Questa l'avete registrata perché, correggimi se sbaglio, Ricky, eravamo in pieno Covid, quindi non si poteva andare in giro a raccogliere la solidarietà delle persone cantando, no? Davanti ai portoni, e quindi l'avete registrata. Cos'è la Chiarastea? Chiarastea è una tradizione antichissima veneta in cui c'erano dei musicanti che andavano in giro casa per casa a cantare delle canzoni di Natale, e questi gli scambiavano dei doni. Noi l'abbiamo ripresa, si chiama Radio Fiera Chiarastea, la facciamo ogni anno e andiamo in giro per la città di Treviso come dei musicisti da strada e raccogliamo delle offerte che poi doniamo di volta in volta a un'associazione. Quest'anno l'abbiamo consegnate a Casa Luna, che è una casa rifugio per donne con bambini vittime di violenza che c'è a Treviso, è del comunale ed è gestita da un'associazione, Casa Luna appunto. E prima l'abbiamo data a delle associazioni di bambini malati, insomma ogni anno scegliamo un'associazione e doniamo questi soldi che raccogliamo. È una cosa che facciamo ogni anno il 24, alla vigilia di Natale. Siamo sostenuti dal comune, il comune ci dà i permessi appunto per andare in giro, e quindi ci sentiamo di farlo. Quella che abbiamo visto era una Chiarastea durante il Covid in cui non si poteva girare per le strade, quindi l'abbiamo registrata nella nostra sala prove e l'abbiamo messa nei social, come dire, siamo sempre qui. Ci siamo comunque. Allora, quanto è pesato non poter avere più il contatto con il pubblico, con le persone in questi 2 anni? Ma è pesato dal punto di vista, come dire, professionale. Quindi anche di introiti, no? Come un po' tutti, con quelli che non avevano un lavoro fisso, no? Però è stato anche utile, almeno e spero un po' per tutti, da una parte, piccola parte, perché si è avuto il tempo di fermarsi un attimo, no? Cioè di rallentare la corsa
e di tornare a vedere gli oggetti piccoli, le piccole cose, un po' di tranquillità, insomma, questo. Dopo sai, solo per un certo periodo, perché poi se la cosa si prolunga diventa veramente una cosa brutta, però ecco, a noi è servito anche per ragionare. Abbiamo fatto l'ultimo album dei Chi tutti. Come nasce Ocibei? Nasce, Ocibei come l'ho scritta per una persona, pensando a una persona. Una volta che l'ho scritta mi sono reso conto che questa canzone poteva valere per tutte le donne, no? Era un messaggio, cioè parlavo in realtà delle donne. Io sono nato da una donna, come tutti, ma sono cresciuto in mezzo a donne, sono in mezzo a donne. Sei anche papà, poi sono papà tu? Di una bambina. Le donne hanno sempre avuto cura di me. Io ho amato le donne mi hanno amato, ma sempre attorno, io ho sempre avuto anche la famiglia è fatta di donne. Tutto quello che ho imparato, le mie nonne, cioè sono cresciuto tra le donne e in qualche maniera questa cosa è uscita e ho capito che stavo parlando proprio di un genere. Se si può ancora dire la parola genere, ma credo di sì. Adesso è pericoloso, nel Infatti, senso no, vabbè, che... ma io faccio parte, io sono un uomo dello scorso secolo, no? Quindi ho ancora un linguaggio politicamente scorretto, tra virgolette, però è questo, io l'ho dedicata a tutte le donne e in realtà è uscita l'8 marzo, non a caso, questo video qua. Caso. E ha avuto un successo grandissimo, enorme, ha avuto veramente una serie di visualizzazioni enormi. Le sonorità sono diverse, no? Rispetto ai primi periodi in cui... Sì, ma anche il cambio di band, cioè naturalmente non è più la band, della band originale nel 92 siamo rimasti solo io e Beppi Fedato, il batterista. Altri elementi sono sempre cambiati attraverso il tempo, no? Quindi questa formazione è sempre ossigeno, no? Quindi io mi avvalgo sempre e dico vabbè, diamo spazio ai giovani hanno buone idee, quindi prendiamo i ragazzi e Radiofiera sono esattamente questo adesso, è ancora un muscolo che pompa, no? Cioè che pompa bene, nel senso che... Che spazio c'è, Ricky, per i giovani di oggi per poter realizzare un sogno, lottare per un sogno, un po' come avete fatto voi? Guarda, io credo che ci sia, spero per loro che ci sia. Non so, non saprei, essendo di un'altra generazione non saprei come muovermi adesso. Loro lo sapranno di sicuro, usano molto i social, quindi sono molto virtuali tutti quanti. Questo però un po' toglie loro quello che dicevamo prima, no? Toglie il contatto con la realtà e quindi gli manca sempre l'esperienza. Esatto, la radice e l'esperienza sul campo. Quando parlo con dei ragazzi giovani dico ah bella sta canzone che hai fatto, no? Assomiglia alle Zeppelin. E ti guardano con gli occhi, chi sono? Ma come chi sono? Cioè, è impossibile che tu non conosca, capito? Se tu non conosci i padri, è un po' come le basi della danza classica, no? Sì. Cioè per l'approccio alla musica è un po' come nella vita, no? L'approccio deve sempre partire dalla storia. Certo. Se non conosciamo la storia un po' navighiamo nel buio, oppure possiamo essere una stella che brilla, ma brilla per poco, come sta succedendo peraltro nella musica a tantissimi artisti. Poi un'altra cosa volevo chiederti, parlavamo di virtualità, di social network. Nella musica sono entrate nuove sonorità, soprattutto ultimamente. L'elettronica è stata anche trasformata, sono sonorità estremamente artificiali. Lo strumento musicale a volte sembra non servire nemmeno più nella musica. Ocibei invece è esattamente il contrario, lì c'è la melodia, ci sono vari strumenti. Nel video voi insistete su questo, sulla realizzazione, perché siete su un palco e realizzate la vostra canzone. Siamo ancora analogici, no? In questo senso, ma spiritualmente analogici. Secondo me una vecchia chitarra, un amplificatore con le valvole, sto parlando di vecchi, ti dà quel suono che nessun riproduttore di suono, per quanto sia un campionatore di ultima generazione, ti può dare. C'è questa emozionalità che si trasmette attraverso il suono. Il suono è assolutamente emozione, ma anche la musica elettronica lo è. Dipende sempre da come la usi, dipende sempre da come la metti, dipende sempre dal messaggio che vuoi dare. È chiaro che io amo, cioè Lou Reed diceva nulla può battere un basso, due chitarre e una batteria. Quindi è proprio la formazione tipica del rock e quando tu hai questa formazione tipica e ci sai fare, non hai bisogno di altro, secondo me.
Senti, il concerto in presenza, ne abbiamo fatto a meno in questi 2 anni, adesso si ritorna, avete anche voi delle date, Sì. anche qui un buon ritorno, un ritorno immagino aspettato anche per voi, no? Sì. Perché l'esibizione davanti al pubblico ha un altro sapore. Sì, assolutamente sì, l'incontro con il pubblico è fondamentale, è la ragione per cui siamo qui a fare quello che stiamo facendo, cioè non sarebbe possibile fare altro, anche sai, durante il lockdown c'è stata questa cosa del virtuale, facciamo i video eccetera, la cosa funziona per poco, poi l'incontro con il pubblico è fondamentale. Adesso il prossimo concerto, e lo dico, è il 28 aprile all'Auditorium di Cassola, in provincia di Vicenza. Il festival si chiama Le Notti del Bandito, di una crudele bellezza, questo è il titolo completo, e c'è un cast veramente importante. Cioè, grandi musicisti, ci sono i mezzi Litfiba, ci sono Capovilla, premio Strega, Tiziano Scarpa, insomma è molto importante, molto importante. Senti, e gli artisti locali come sono secondo te? Cioè che spazio c'è oggi per gli artisti locali? Gli artisti, bella domanda, che spazio c'è? Lo spazio è quello di, forse negli anni 90, negli anni 80 ce n'era molto di più, c'era più questa, come dire, questa disponibilità alla musica dal vivo, alla cosiddetta musica dal vivo. Poi sai, dalla musica dal vivo originale si è passati alla musica dal vivo tribute band, c'è sempre qualcosa di confezionato, cioè la gente esce, non ho voglia di ascoltare qualcosa di nuovo perché mi sto rilassando, sto bevendo una birra con i miei amici, fammi ascoltare qualcosa che già conoscono. E allora c'erano le tribute band che va benissimo, sono perfette, cioè ti accompagnano durante una serata, sono fantastiche, però è sempre, come sempre, c'è sempre l'estremo, no? C'è anche meno lavoro dietro, però, meno lavoro e poi tutte tribute band e niente, perché non c'era la famosa richiesta del pubblico, perché se tu abitui il pubblico a un certo tipo di cose, il pubblico si abitua. Ricordo negli anni 80, quando andavamo fuori a suonare le prime volte, non avevamo canzoni molte nostre, no? E quindi mettevamo sempre una canzone di un altro gruppo, cioè rifaceva, e la gente si intesiva, cioè diceva ma basta sta roba qua, fammi sentire la tua roba, hai capito? C'era proprio questa voglia di dire sì, questa la conosco, lascia stare, fammi sentire, di riconoscere l'identità dei radiofiera. Bravissima, robe nuove, ma questo succedeva con tutti i gruppi e quindi c'erano molti più spazi dove suonare. Senti, le tematiche, no, dei testi, perché poi i testi, la musica serve a riconoscersi ed emozionarsi, identificarsi, ma non trovi che ultimamente i testi si siano un po' appiattiti? Mi viene in mente Sanremo, c'è sempre la storia d'amore che finisce male o che va benissimo. Forse adesso entrerà la guerra nei testi delle canzoni, anche voi avete fatto qualcosa. Sì, sai cosa? Quello che mi, come dire, mi incuriosisce, ma non è proprio il termine esatto, è adesso entrerà la guerra, sicuramente, ma la guerra entra perché veramente senti di scrivere una canzone sulla guerra o perché in questo momento può andare la guerra. Cioè non riesco più a scindere questa cosa. Un tempo, e gli ascoltatori lo sanno, negli anni 60, 70 e anche 80, gli artisti che vendevano milioni di copie, stiamo parlando degli artisti internazionali, inserivano dentro le loro canzoni dei temi sociali molto forti anche, no? Cioè si schieravano in qualche maniera. Assolutamente. E questa cosa qua è sparita, cioè se tu vendi milioni di copie adesso, le persone che vendono milioni di copie parlano, come dicevi te, parlano di la storia finita, ma no, perché credo abbiano il timore di perdere consenso, perché se io mi schiero da una parte automaticamente perderò quelli che non la pensano come me, e c'è sta paura di perdere consenso che va, come dire, a intaccare la forma artistica, l'arte, ecco, la credibilità anche dell'artista, no? È questa roba qua. Prima hai nominato De André, no? Cioè chi meglio di lui nei testi raccontava, spiegava, prendeva veramente assolutamente posizione. Sì, ma quella era emozione. Se tu ascolti una canzone di De André ancora oggi, la ascolti veramente, perché c'è anche il discorso, sai, era uscito il fatto che i ragazzi non riuscivano a leggere un testo scritto, adesso mi ricordo una roba del genere, no? Perché abituati ai social, non sono più in grado di elaborare.
Cioè, ascoltare una canzone dall'inizio alla fine, il testo, non so quanti ancora lo facciano, ma se tu ascolti una canzone di De André dall'inizio alla fine, quella ti emoziona. Cioè, l'emozione è dritta, ti arriva, indubbiamente ti arriva, che tu la pensi come lui o meno, ma ti arriva perché senti che è una cosa reale, vera. Senti Ricky, abbiamo ancora pochi minuti, intanto vorrei salutare e ringraziare gli altri componenti della band che Ciao ragazzi. Per motivi insomma, logici di spazio, ma anche purtroppo dobbiamo rispettare ancora le norme anti-Covid, quindi anche se è finito lo stato d'emergenza, certo, dobbiamo mantenere ancora queste regole. Sei qui a parlarne dopo 30 anni. Fantastico. Che sensazione ti dà? No, e poi... bellissima, bellissima. Allora, la prima sensazione che mi dà è dire fantastico, e la seconda è pensare che se siamo qui dopo 30 anni qualcosa di buono abbiamo fatto. Non so in che misura, non so, ma se siamo ancora qui a farlo, qualcosa di buono l'abbiamo fatto. E le persone che ancora comprano i nostri dischi, abbiamo fatto un crowdfunding, ecco, abbiamo fatto un crowdfunding per fare l'ultimo disco, abbiamo chiesto una cifra e abbiamo, come dire, raccolto più di quello che avevamo chiesto. C'è ancora questo grande affetto per i Radiofiera, per le canzoni di Radiofiera, lo vediamo dai social. La cosa pazzesca è stata che alle 10 di sera mi arriva un tweet e mi dice guarda che Luca Zaia ha fatto un post sui Radiofiera augurandovi 30 anni, e mi ha fatto un enorme piacere che il nostro governatore abbia detto auguri ragazzi, forza ragazzi. È chiaro che lui, essendo un influencer, certo, cioè il nostro video è schizzato da 0 a 16.000 click, no? O eBay. Però questo ci fa piacere, sono questi riconoscimenti istituzionali, anche se vuoi chiamarli, certo, che però siamo riconosciuti per essere durati 30 anni in questo territorio. Questo è un piccolo miracolo nel nord-est. Sai quando si parlava di miracolo nel nord-est? È anche la forza, no, della nostra lingua, del dialetto. Assolutamente sì, questa è una forza incredibile. E poi arriva subito, cioè non fa scorciatoie, cioè non è tipo, non ci possono essere fraintendimenti. Arriva dritta. Non abbiamo più bisogno di scorciatoie, no? No, assolutamente. Grazie Ricky. Grazie a voi, grazie a Antena 3, grazie a tutti quelli in ascolto. Ricky Bizzarro, Radiofiera, 30 anni, un saluto ovviamente a tutta la band che Ricky venendo qui con noi ha rappresentato, 100 di questi giorni, insomma 100 di questi compleanni, perché speriamo bene. Siete diventati adulti, ma insomma c'è anche un futuro da disegnare. Assolutamente, il futuro è davanti a noi, non alle nostre spalle, davanti. Grazie. Grazie Ricky Bizzarro, a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia in questa prima edizione. Grazie, vi ricordo che l'informazione torna alle 18:30 su Antena 3 Nord-Est e buona visione, arrivederci.